Rieccoci allora, rieccoci in diretta, avete assistito alla celebrazione della messa da San Rocco, anche la benedizione del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, una giornata davvero particolare, importante per tutti i fedeli che ci seguono, ma allora noi prima di andare dal Governatore Zaia fra un quarto d'ora circa ci colleghiamo subito con Conegliano, il nostro Lucio Zanato che vedo già pronto, perché a Conegliano oggi succede una cosa particolare, l'esercito in campo per la sanificazione della città, è così Lucio? Sì, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, buongiorno a te Nicola. Sì, sono con il sindaco Fabio Chies. Sindaco, lei ha fatto un'esperienza davvero importante con questa storia del contagio e ha chiesto all'esercito di sanificare la città. Assolutamente sì, ho chiesto all'esercito di venire a Conegliano, la prima città del Veneto che avrà questa operazione. Oggi ci sono più di 80 militari e 50 persone della nostra protezione civile impegnate, 9 squadre sul territorio, e devo veramente dire grazie in particolare al terzo artiglieria da montagna Conegliano, al suo comandante colonnello Romeo Tomassetti, anche perché sono sempre stati vicino alla città, sono nel nostro cuore e oggi hanno accettato molto velocemente tramite il Ministero della Difesa di poter essere qui a Conegliano. Grazie Sindaco, allora vado dal comandante Tomassetti. Buongiorno comandante. Buongiorno. Vedo dietro i mezzi, sì. insomma il terzo artiglieria da montagna Sì. a Conegliano di casa ma anche di servizio. Assolutamente sì, però ci tengo a precisare che questo che vedete, il dispiegamento di forze che vedete oggi non è che una delle modalità di intervento di tutti gli assetti e capacità che la difesa tutta ha messo in atto per contrastare le misure di contagio. Qui sono presenti una task force formata da tante unità che insistono nel territorio del nord-est, sono tutte qua, noi le coordiniamo e facciamo questo, è l'ideale abbraccio della difesa alla città di Conegliano e alla cittadinanza in generale oggi di Conegliano e di tutte le città che stanno in questo momento vivendo questa epidemia. Senta comandante, nell'atto pratico in un secondo che cosa state facendo? Stiamo igienizzando, in questo caso noi stiamo igienizzando le aree di maggiore aggregazione della città, le aree dove il personale si aggrega, quindi l'ingresso della farmacia, l'ingresso delle stazioni, l'ingresso delle... Che materiale usate? La cosa bella è che di concerto con il Comune di Conegliano abbiamo scelto di utilizzare soltanto vapore secco fino a 190 gradi. Grazie comandante, l'ultima battuta la facciamo con la protezione civile che sta coordinando un po' tutta la situazione. Buongiorno. Buongiorno a voi, allora noi siamo qui in 40 uomini tra alpini e protezione civile di Conegliano, diamo supporto all'esercito italiano che ci sta dando una grande mano in questo problema del Covid-19. E visto che stiamo parlando di protezione civile, io restituisco la linea allo studio perché tra breve ci collegheremo con la protezione civile dove il Presidente Zaia terrà la sua conferenza stampa. Linea a te Nicola. Grazie a Lucio Zanato, sì, fra pochissimo ci colleghiamo a Marghera, quindi questa sera nel corso del nostro telegiornale di Treviso vi racconteremo come è andata questa operazione di sanificazione con i reparti dell'esercito coordinati da Padova che appunto hanno messo in campo questa operazione per la sanificazione della città di Conegliano e la città di Conegliano è la prima, diciamo, città che utilizza l'esercito per questo tipo di operazione, peraltro coinvolto personalmente, lo ricordiamo, il sindaco di Conegliano che ora sta bene ma che ricorderete annunciò proprio nel corso anche del nostro telegiornale la sua positività al coronavirus, adesso è uscito da questo tunnel, fortunatamente è tornato quindi al comando del suo comune, quindi questa sera vi racconteremo com'è andata la giornata di sanificazione a Conegliano. Prima di collegarci con Marghera, dove si sta preparando evidentemente il punto stampa del Governatore Zaia, abbiamo visto poco fa la messa del Patriarca Moraglia, lo ricordo anche le sue parole importanti di queste ore in una nota, un appello vero e proprio al governo dicendo la fase 2 non deve riaprire soltanto le aziende ma deve riaprire anche le chiese per dare la possibilità ai fedeli di partecipare alle celebrazioni perché la chiesa online
può durare il tempo che trova, la Chiesa non può essere online, c'è bisogno di partecipazione fisica, quindi questo è stato un po' l'appello di queste ore del Patriarca, mentre il Vescovo di Treviso, nella messa che abbiamo trasmesso in diretta dalle 9.30 alle 10.30 circa dal Battistero del Duomo di Treviso, si è concentrato anche sull'aspetto economico che dice deve cambiare un po' dopo questa esperienza del coronavirus, per guardare un po' al futuro, cosa cambia in tutti noi questa esperienza. Allora sentiamo il Vescovo di Treviso che parla di cosa ci sta insegnando questo periodo e anche di un'economia evidentemente diversa da interpretare nel futuro. Allora, sentiamo allora le parole del Vescovo Monsignor Michele Tomasi questa mattina dal Battistero del Duomo durante l'omelia. Io davvero non lo so che forma assumerà la cosiddetta fase 2 di cui tanto e giustamente stiamo parlando in questi giorni. Non so come sarà il nostro mondo nel futuro prossimo. Non so se saremo capaci di imparare lezioni di amicizia, di collaborazione, lezioni di umanità da quanto stiamo vivendo. Ma il compito della comunità dei cristiani è segnato. Possiamo e dobbiamo ricominciare da qui. Dalla frazione del pane, dall'Eucaristia a cui ci aggrappiamo con tutte le nostre forze, con l'ostinazione di chi sa che questa mensa è fonte di vita, con vocazione di un popolo che qui impara a essere profezia e dono di solidarietà, di giustizia e di pace, e che questo lungo digiuno ci insegni almeno ad andare un po' più in profondità. Ripartire dalla famiglia, che è il luogo possibile ma bisognoso di sostegno e di cura, della vita insieme, del dono gratuito senza riserve, della fatica e della benedizione delle relazioni lunghe, fedeli, affidabili, gratuite, il luogo del condividere e del pregare, il luogo della celebrazione della vita, il luogo della gioia e della speranza. Ripartire infine dall'impegno di tutti e di ciascuno per uno sforzo collettivo di creatività e di inclusione, di sviluppo e di condivisione, convinti che sia possibile un'economia che funziona proprio perché non rinuncia ad essere umana e sostenibile. E se non troveremo le ragioni per una grande collaborazione di tutti, se non saremo disposti a rivedere il fine e il senso del nostro stile di vita, sarà il sistema intero ad uscirne più debole e fragile, perché tutti siamo legati a tutti e non ci si salva da soli. Ma se partiamo da qui, scopriremo che è proprio vero. Siamo beati, siamo benedetti. Queste le parole del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, l'accento anche a un'economia più umana, più sostenibile per il futuro. E poi appunto lo ricordavamo prima anche le parole di queste ore del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Allora abbiamo al telefono il nostro Lorenzo Maier da Venezia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti voi. Ecco, allora che cerimonia è stata quella che abbiamo visto, insomma, come significati che abbiamo visto poco fa in diretta? È stata una cerimonia molto significativa in quanto il Patriarca appunto ha voluto arrivare e entrare in un luogo molto simbolico, fortemente simbolico per Venezia, che è la chiesa di San Rocco, dove, come lui ha ricordato, sono circa 3.000 le chiese intitolate a San Rocco in Italia, ma questa è l'unica che custodisce anche
le spoglie del santo, e affidare Venezia e tutto il Veneto, tutte le genti venete a questo San Rocco, che è il compatrono a cui lo Stato Veneto nel 1576 si appellò per far cessare la peste, quindi un'altra cerimonia dal contenuto fortemente simbolico che il Patriarca ha voluto condividere con tutti noi attraverso i mezzi di comunicazione, e ha fatto anche riferimento, appunto come tu ben dicevi da studio, al fatto che questa è una situazione transitoria che dobbiamo vivere con serenità, una chiesa senza popolo, una celebrazione senza popolo, ma che ci si augura che possa finire. Ecco, questo è stato molto importante, anche perché Nicola, ricordiamo che entriamo per Venezia in una settimana, la prossima molto importante, perché il 25 aprile ricorrerà anche San Marco, che è il patrono, e tradizionalmente in questi anni è la festa grande con la messa in basilica e una serie di iniziative anche civili e religiose che ricordavano questo appuntamento. Sarà da capire sabato come la città vivrà in maniera assolutamente insolita anche questo appuntamento. Certo, quindi ancora come dire, una celebrazione, ancora celebrazioni probabilmente così con la presenza del Patriarca e una presenza diciamo spirituale, ma un'assenza ancora della gente. È molto, molto probabile, visto anche le decisioni del governo, nonostante l'appello insomma del Patriarca. Questo sarà assolutamente certo che non saranno riaperte le chiese per il 25 aprile, però il Patriarca ha voluto ricordare che programmando una fase 2 con gradualità da maggio ci si augura che possano riaprire anche le chiese, perché ovviamente la città e l'Italia andrà, ci auguriamo tutti, verso una normalità con fase di gradualità e di convivenza che dovrà anche comprendere un po' anche il significato e la fruizione delle funzioni religiose, anche perché d'estate andiamo verso tutta una serie di appuntamenti che fanno parte della storia della città, che la città era abituata a vivere in un certo modo, che probabilmente dovrà anche ripensare a come vivere, ma che tutti vogliono ricordare. Pensiamo per esempio al Redentore, pensiamo alla festa di San Pietro di Castello a fine giugno, pensiamo a tutte le sagre, alla festa di Madonna Immagina Malamocco la seconda domenica di luglio, che si dovrà pensare un po' come far vivere. Certo, certo. Qual è il sentore dei fedeli? Tu che hai un po' il polso della situazione, come stanno vivendo dall'altra parte insomma i fedeli, che pur hanno la possibilità, grazie anche a noi, insomma, grazie al gruppo Media Nord-Est, di poter assistere alle messe, ma certo, lo ha detto anche il Patriarca, insomma, la messa è partecipazione anche fisica. Certo, come diceva appunto il Patriarca, è un momento un po' per ciascuno, per ripensare alla propria fede per quanto riguarda i credenti, anche un momento di riflessione per i non credenti e per tutte le persone, chiamiamole così, di buona volontà, che in questo periodo per forza di cose sono state obbligate a ripensare un po' al proprio stile di vita, alle priorità da mantenere nella vita quotidiana. Quindi ci si augura che questo periodo di pausa e di riflessione poi in un futuro possa portare a segni importanti, come ricordava sia il Patriarca, che anche, lo ricordiamo, presidente triveneto della Conferenza Episcopale della CEI, sia anche il Vescovo di Treviso, un momento per riproporre la condivisione, la solidarietà, la fede, anche quando questo periodo di isolamento sarà verso una fase discendente, quindi si potrà gradualmente tornare a quella che è la normalità. Poi è stato molto significativo che il Patriarca, tra le sue riflessioni di oggi, abbia voluto, dopo la comunione, dopo la benedizione del santo con la reliquia, ricordare la figura di Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, di cui proprio pochi giorni fa è ricorso il 15° anniversario della morte, il 2 aprile del 2005, e a Papa Roncalli, che è stato Patriarca e che quindi è legato alla città. Ecco. Benissimo, grazie, allora, grazie a Lorenzo Maier, grazie del contributo di quest'oggi. Ti saluto, allora noi siamo davvero in prossimità della diretta da Marghera, come sempre al tavolo della Protezione Civile, eccolo qua, lo vedo pronto, stiamo solo aspettando dunque che arrivi il governatore. Nel frattempo
Vi ricordo anche, vi faccio rivedere la notizia un po' che è virale in questo momento e che riguarda un po' l'altra faccia delle restrizioni, quando si esagera dall'altra parte. Coronavirus a Padova, lo racconta il Mattino di Padova. Corre senza mascherina, aggredito e pestato a sangue. La disavventura di un ingegnere di Sant'Agostino di Albignasico, che ha appunto raccontato questa sua disavventura al Mattino di Padova. Stava facendo jogging con il cagnolino, era senza la mascherina, è stato aggredito e picchiato, e denuncia c'è un clima da caccia alle streghe. Sicuramente è un tema che verrà anche proposto, credo, al governatore del Veneto Luca Zaia, perché è vero che da una parte c'è l'appello a rispettare le regole, ma d'altra parte non ci deve essere come dire, l'esagerazione, dall'altra parte il rischio di diventare una sorta di guardiani non richiesti delle regole da seguire, e quindi che si possa arrivare addirittura a queste situazioni è davvero, può essere davvero inquietante. Vediamo cosa dirà Zaia, peraltro se lo dirà qualcosa sulla questione riaperture. Come sapete, ieri sera l'abbiamo letto nella prima parte della nostra edizione straordinaria, avevamo con noi anche il presidente degli industriali di Padova e Treviso, Maria Cristina Piovesana. Il fatto che la cabina di regia, governo, enti locali e regioni ha portato a decidere, insomma, che non ci sarà una accelerazione delle riaperture prima del 3 di maggio, quando scade l'ultimo di PCM, e quindi le attività produttive riapriranno gradualmente e in modo omogeneo, ha detto Conte, dal 4, ovviamente le attività produttive che sono state sospese, non quelle che in questo periodo comunque, grazie appunto ai codici Ateco, insomma grazie anche ai vari decreti del governo, hanno potuto o continuare oppure riaprire gradatamente, però insomma molti, e lo ha detto il presidente Piovesana, sono ancora le attività che aspettano. Allora vediamo cosa dice il presidente Zaia, che è arrivato. Sì, buongiorno. Prego? Ehi, ciao. Buongiorno, grazie a tutti, buona domenica, un saluto a tutti coloro che sono collegati in diretta, anche buon pranzo, mi immagino che qualcuno stia anche mangiando. Pranzando, quindi direi di iniziare subito. Vi ricordo che da ieri facciamo un bollettino al giorno, quindi diamo la comunicazione una volta al giorno per un fatto di economia e anche di organizzazione del lavoro, però continuiamo a dare i bollettini. I tamponi effettuati sono 256.286. Le persone in isolamento, come vedete, stanno scendendo, siamo a 11.913. I positivi, il numero di positivi sono 15, accertati fino ad ora 15.935, e continuo a ripetere che il numero di positivi è un dato abbastanza aleatorio, perché dipende dal fatto dipende dai tamponi che si sono fatti, quindi se una comunità ha deciso di fare tamponi oppure no. I ricoverati sono 1.448, continuano a scendere, sono 23 in meno rispetto a ieri, rispetto all'ultimo bollettino di ieri a mezzogiorno, 1.448. Le terapie intensive continuano a scendere, siamo a 184, ieri erano 190 se ricordate. Peraltro c'è un altro dato interessante, che è il secondo giorno oggi nel quale le terapie intensive non coronavirus superano il coronavirus, quindi è da 2 giorni che c'è anche questa inversione. Sono 197 oggi le persone in terapia intensiva che non sono coronavirus. I dimessi sono 2089, i morti sono 918, sono esattamente 18 più di ieri, e se andiamo a vedere la mortalità totale, compreso tutto anche il calcolo della mortalità extraospedaliera, cioè fuori dagli ospedali, in totale i morti da coronavirus in Veneto ad oggi sono, a quest'ora,
anzi un'ora fa sono 1087. I nati sono 68. Allora, due brevi considerazioni. Le considerazioni sono presto dette, nel senso che questa mattina abbiamo fatto anche questa mattina una lunga videoconferenza e poi anche una riunione con i direttori generali. Poi l'assessore Lanzarini mi darà magari qualche aggiornamento sulle case di riposo ancora. Allora, noi abbiamo testato tutti i dipendenti della sanità, si sono fatti i test in tutto il mondo delle case di riposo. Vi ricordo, non vorrei mai che fosse sfuggito questo dato, che questo vale quasi 120.000 persone, 60.000 più o meno case di riposo, 30.000 ospiti e 30.000 lavoratori diretti e indiretti, e altri 54-55.000, ma si può dire anche 60.000 che sono a corredo, quindi 110-120.000 persone testate. I direttori generali hanno ovviamente diciamo, il piano di sanità pubblica, ecco, questo è il termine esatto, prevede che si vadano a testare e seguire le case di riposo, è il piano di sanità pubblica che abbiamo adottato vista l'emergenza, e proprio per questo fondamentalmente tutti i giorni entreranno nelle case di riposo a continuare a far test, quindi con un'azione di mantenimento, visto considerato che il primo giro totale si è fatto, in maniera tale che il nostro obiettivo sia quello che alla volta di 10-11 giorni si rifaccia sempre il giro, ogni 10-11 giorni, facendo circa un 8-10% di test al giorno in tutte le case di riposo, ogni 10 giorni si è rifatto il refresh per tutti gli ospiti. Questo ci dà motivo di pensare di poter stabilizzare ovviamente tutta questa partita. Domani l'assessore Lanzarini vi darà dei dati importanti che sta elaborando rispetto alle case di riposo, vi darà dei dati per fasce di positività, e quindi vedremo quante case di riposo hanno contagi zero, e ce ne sono. Per dire, stamattina mi è arrivato un messaggio dalla sindaca di Arzignano e mi ha detto: noi posso dirti ufficialmente che i contagi da noi sono zero, ma così vi ho citato due case di riposo di Fara di Soligo e altre Monastiere, altre Follina e molte altre case, il che vuol dire che poi il tema gestionale ha pesato moltissimo su questo fronte. Detto questo, è giusto che siano presentati tutti i dati, visto considerato che abbiamo 300 case di riposo. Per quanto riguarda il futuro, voi sapete che ieri noi abbiamo avuto una videoconferenza con i colleghi presidenti alle 16 e poi si è riunita la cabina di regia alle, penso fossero alle 18, se non ricordo male, con Conte, per il tema della ripartenza. Noi come Presidenti di Regione abbiamo riportato in un documento delle richieste chiare, che sono quelle ovviamente del non essere ufficio complicazioni e affari semplici, che la ripartenza, io ho fatto un intervento ieri ricordando che risulta fondamentale pensare che già ottimamente riusciamo a dare una risposta con il dispositivo, cioè la mascherina è una condizione sine qua non. Quando facevo l'esempio anche ai colleghi presidenti, quando vediamo che i 10.000, quasi 10.000 medici della sanità, degli ospedali si sono infettati per l'1,3%, e stiamo parlando di un campione non rappresentativo, perché non è un campione di popolazione normale che fa una vita normale, ma è un campione non rappresentativo statisticamente perché è più esposto al rischio, fa l'1,3% con distanza sociale zero, nel senso che il paziente viene manipolato, quindi non c'è la distanza prevista, non c'è il rispetto del droplet o quant'altro, quindi si capisce che la riapertura parte dalle mascherine, punto. Parte dalla mascherina una serie di provvedimenti che noi abbiamo scritto nel nostro piano, che sono assolutamente affrontabili da qualsiasi impresa. Ci sono molte imprese che si iscrivono
ad essere, diciamo, delle imprese sperimentali, il che non vuol dire che apriranno domani mattina perché sono nel protocollo sperimentale. Sono aziende che già sono aperte per i codici Ateco e chiedono di poter anche essere oggetto di sperimentazione. Questo è fondamentale e quindi ringrazio tutti quelli che si sono messi a disposizione. Dicevo, noi abbiamo chiesto quindi che non ci sia questa visione di ufficio complicazioni e affari semplici, cioè nel senso che l'interesse è quello di lasciar vivere i cittadini e che facciano sicuramente in sicurezza, ma che siano misure assolutamente applicabili. Dall'altro che ci siano delle linee guida a livello nazionale. Sappiamo che il comitato scientifico sta elaborando una serie di prescrizioni, di indicazioni. Io le chiamerei linee guida perché poi ogni regione va da sé e riuscirà poi a calare queste linee guida con dei provvedimenti sul territorio, questo proprio per attutire magari eventuali rigidità. Ed infine che ci sia un'apertura. Allora la mia posizione è quella che se c'è supporto scientifico è giusto che si apra, sancito che si può mettere in sicurezza il cittadino, sancito che siamo davanti ad esempio per la nostra regione a un trend che ormai da quasi 2 settimane è decisamente con una tendenza all'attenuazione degli effetti del contagio. Direi che si può affrontare agevolmente questo tema, il tema della riapertura. Tempi. Io speravo ci fosse qualche segnale in questo limbo che ci separa dal 4 maggio. Spero che qualche segnale arrivi anche prima, dopodiché immagino se no che il 4 maggio sia assolutamente la deadline, no? la linea ultima oltre la quale appunto ci siano solo che provvedimenti per le aperture. Basta, non aggiungerei altro, passerei la parola a voi oggi così andate a casa presto. Scusate, Latino di Padova, lo dico io così solamente. Buongiorno Presidente. Sì, ciao. A proposito di riapertura, insomma, che è un tema, mi pare, un tema d'attualità, un tema un po' all'attenzione di tutti. Pare di capire che rispetto alle aspettative di alcune regioni come il Veneto, ma anche come la Lombardia, come il Piemonte, ieri il Presidente del Consiglio abbia un po' frenato, nel senso che tu ieri ci avevi detto ma insomma qualche ripartenza anticipata in sicurezza, in modo parziale, in modo graduale, io sarei favorevole. Da Conte invece è venuto un no, mi pare di capire. No, un no, guarda, non te lo so dire, nel senso che i colleghi mi dicono che è stata una discussione, diciamo, interlocutoria e anche tranquilla e serena da quello che mi hanno raccontato. Io non sono nella cabina di regia perché c'è il Presidente Bonaccini, c'è il Presidente Musumeci e c'è il Presidente Totti, scusate, Fontana. Detto questo, c'è ancora qualche giorno da qui al 4 maggio, probabile che ci siano anche, diciamo, delle decisioni, diciamo, in via sperimentale che si possono prendere, però mi sembra di aver capito e di capire dall'interlocuzione che è in corso che comunque il 4 maggio rappresenti assolutamente una data importante per la ripartenza e dopo cercheremo di capire la qualità di questa ripartenza e la quantità, cioè quante imprese e che tipo di imprese. Io spero assolutamente che si affronti questo tema perché altrimenti sarebbe difficile sostenere anche con i cittadini che si aspettano in sicurezza di poter avere meno restrizioni. Ecco, a questo proposito un'altra domanda. Sempre ieri è emersa, da quello che apprendiamo insomma, nel corso dell'interlocuzione della cabina di regia, è emersa l'ipotesi di come dire, di un blocco iniziale degli spostamenti da regione a regione e in particolare per quanto riguarda il Veneto si parlava del Veneto occidentale soggetto a questi limiti iniziali. Ti risulta qualcosa? Al momento no, al momento non mi risulta assolutamente questo, anche perché se parlano del Veneto devono parlare con noi, non ci risulta questo.
magari ci sono anche delle basi scientifiche, però al momento non ne sappiamo nulla, cioè, assolutamente no. Certo che sarebbe difficile bloccare lo spostamento fuori regione quando tu apri le imprese, cioè le imprese cosa fanno? Si fermano al confine e lanciano i pacchi al volo in modo tale che nessuno attraversi il confine, cioè, mi sembra ridicola come soluzione. Cioè, queste soluzioni vanno bene in regimi di quarantena, ma non in regimi di apertura, dove le imprese per Costituzione investono sui rapporti, sulle relazioni, sulle connessioni. E poi cosa vuol dire? Vuol dire che i treni si fermeranno e faranno scendere le persone? Non lo so, pensate, i treni sono ancora in funzione, quindi vieteremo di utilizzare tutti i mezzi pubblici che attraversano i confini regionali? No, lo dico perché da fonti della regione Campania, ad esempio, ma in parte anche da parte della Puglia, si è insistito su questa necessità di limitare nella prima fase i movimenti da regione a regione. Sì, ho capito, ma ripeto, ok, è una prima forma di autonomia, ben venga, no? Il Sud ha deciso di sposare il nostro progetto autonomista, non so, lo dico come battuta. Poi posso fare anche un appello, finitela di dire nord contro sud. Se sono loro che dicono che chiudono le frontiere, sarà sud contro nord o no? Una volta nella vita è possibile che dite anche questo? Cioè, loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania. I titoli nord contro sud. È sud contro nord sta roba qua, altro che nord contro sud. Vabbè, a parte questo, dico che mettetevi nei panni di un cittadino che sale in treno, quindi vuol dire che i treni verranno tutti soppressi. Tutti i treni che escono dai territori regionali non hanno più senso di esistere, quindi Frecciarossa non partirà più da Milano e va a Roma, sta fermo, non c'era più nessun tipo di trasporto che potrà essere autorizzato. E quindi che proposta è questa qui? Ma che proposta è? Se stiamo parlando di confini regionali, se poi c'è qualcuno che vuole preservare, che so, un'area perché è un'area delicata, un'area ad altissima popolosità, un'area dove ci sono persone a rischio o quant'altro, questo è comprensibile, ma che uno dica che i confini regionali non si varcano, si spiegheranno come faranno a mettere in piedi tutte queste misure. Fermo restando che noi siamo sempre stati quelli che hanno ospitato e accettato tutti, questo ribaditelo, io non ho fatto ordinanza di mandare via la gente dalle seconde case. Rete Veneta, prego. Ciao. Presidente, anche stamattina io credo che ci sarà molta confusione a partire da domani mattina. Le faccio questo esempio, lei ha spesso parlato anche del settore della moda come un settore strategico che deve ripartire il prima possibile. Sì. Proprio stamattina abbiamo ricevuto un paio di telefonate da parte di dipendenti che lavorano nel ramo calzaturiero, che sono stati chiamati dall'azienda per lavorare a partire da domani mattina ed esprimevano una certa preoccupazione perché poi d'altro canto sentono il governo che dice no, non si apre niente fino al 4 maggio, temono quindi di prendere una multa anche durante lo spostamento verso il posto di lavoro. Ma guardate, queste aziende, conosco la vicenda, ci è stata segnalata, aprono perché hanno dei codici Ateco, sono autorizzate, sono aziende che fanno queste attività per le quali sono autorizzate, esempio la prototipazione, se stai parlando di calzature, no? Dico che aprono secondo i criteri stabiliti, debbono rispettare l'accordo dei famosi 13 punti, governo, parti sociali e datori di lavoro, per cui noi continueremo a fare i controlli con le SPISA e se qualcuno, senza mettere in piedi uno stato di polizia, se qualcuno ha qualcosa da segnalare lo segnali con serenità, ce lo segnala, però insomma ci debbono essere i dispositivi, i distanziamenti, i gel e tutte le storie che bisogna avere nelle aziende. Ma guardate, le aziende che noi abbiamo controllato fino ad ora, penso che il 99-98% fosse assolutamente in regola. È stato magari qualcuno che magari ha avuto qualche dipendente che aveva la mascherina al collo piuttosto che una mascherina non cambiata. Io vedo aziende, le avete viste anche voi, fra l'altro in TV, ne abbiamo viste, che danno 3 mascherine al giorno, mattino, mezzogiorno e sera. Per cui penso che se è così è in linea con gli accordi sottoscritti. Massimo Fenaro, No, mi anticipato. ancora lui, scusa. No, mi ha anticipato, volevo chiedere delle aperture anticipate, se
sia possibile anche a livello governativo, sembra abbiano lasciato qualche possibilità alle aperture al 27 di questo mese per determinati settori, tra cui moda e cantieri. Questo va nella linea di quanto richiesto da lei, mi sembra di capire. Sì, c'è questa, diciamo, gira questa notizia, però è bene attendere che si consolidi. Io non ho fatto accenno. È parlato di un altro provvedimento del governo, secondo lei domani? Oggi? Ma secondo me se ci sarà la possibilità di fare una preapertura, una vernice della fase 2, definiamola così, un'anteprima della fase 2, si dovrà consolidare con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi un nuovo DPCM che autorizzi a ulteriori nuovi codici Ateco, perché poi alla fine è tutta una partita di codici. Grazie. Presidente Bosso, buongiorno, Schincaglia Milano. Se mi permette una battuta, mi lascia un po' perplesso la parola semplificazione in Italia. Abbiamo già visto un po' già con gli aiuti economici la laboriosità per accedervi e tutto. Siete fiduciosi, insomma, che riscontro avete avuto? Ma guarda, noi abbiamo una soluzione molto semplice. I colleghi delle regioni, i colleghi governatori la condividono con me, che se abbiamo le linee guida, no? Cioè, applicate l'accordo parti sociali e datori di lavoro fatto col governo, piuttosto che altre linee guida macro, poi calarle sul territorio in maniera esecutiva sarà a far nostro. L'assessore Lanzarin ha già incontrato le parti sociali e il tavolo con i datori di lavoro. Domani entro mezzogiorno restituiscono le eventuali osservazioni al nostro piano, ma sono assolutamente, è un piano assolutamente sostenibile e che sicuramente mette in salvaguardia i lavoratori. Noi abbiamo una visione molto semplice. Vi ho fatto adesso, per carità, è diventato un tormentone quello del box in spiaggia, e evito di fare altre battute, però quello vuol dire semplificare. È inutile che mettiamo il box dove non tira un filo d'aria e dove comunque è antiestetico, dove troveremo delle modalità, ma con gli operatori stiamo costruendo il progetto con gli operatori che ci dicono: guarda, noi riusciamo a togliere una fila di ombrelloni sì, una no, o a aumentare le distanze, poi ma in spiaggia con la mascherina, se vai in mezzo alla gente te la metterai sta mascherina, no? Se invece stai lì tranquillo, distanziato, a prendere il sole, te la togli e prendi il sole. E in acqua come faccio? In acqua vai col tubo respiratore, con la mascherina e con le pinne, cosa volete che vi dica? Cioè, bisogna anche avere un po' di senso pratico poi sulle cose. Peraltro c'è il tema, molti mi hanno scritto dei parrucchieri, quindi però allora, c'è chi sa solo fare i tutorial per dire che la mascherina non va bene perché non riesci a tagliare bene i capelli in zona orecchie e altre robe del genere, e poi c'è chi invece mi manda un tutorial, Veneti, Semo, e hanno già brevettato una mascherina adesiva, e quindi l'appoggi, si attacca alla pelle e te la togli appena hai finito l'attività da parrucchiere o da barbiere, e ti rimetti la tua. Questo vuol dire avere senso pratico. Non è che stiamo qui a parlare qua c'è un mondo di esperti, vedo video, tutti che sa tutto, però dovremmo fare una lista, faremo un albo di quello tutti che sa tutto. Se uno si iscrive, io sono uno che sono della categoria tutto che sa tutto, ecco, bene, ti iscrivi quando abbiamo un problema, non alla fine, all'inizio ti chiamiamo, ma all'inizio, non alla fine. Tutti bravi a fare i tutorial adesso sul coronavirus. Posso chiedere solo al volo un commento sulla situazione esteri? Quindi è scandaloso quello che sta accadendo in Inghilterra, le case di riposo abbandonati completamente questi anziani, e i numeri che per giunta dei decessi non vengono nemmeno segnalati o inseriti in ambito... Sì, ma noi cittadini, perdonatemi Emiliano, quante volte come italiani, no? Quante volte abbiamo esaltato nella comunicazione e neanche nelle discussioni la bellezza degli altri, no? Ma quanto più bravi sei gli altri, e i tedeschi, e la Gran Bretagna, e gli Stati Uniti.
E voi dovreste fare dei pezzi, ve lo suggerisco, perdonatemi, ve li do io i numeri di telefono dei nostri ragazzi, lavoratori o studenti che sono a Londra, che sperano di poter scappare per tornare a casa, ma che sono negli Stati Uniti, che sperano di poter rientrare velocemente. Questa è la realtà, perché tutta come si può dire, questa sublimazione della fuga di cervelli, che sembra quasi che i ragazzi che sono rimasti qua siano degli imbecilli, e secondo me è sbagliato, il che non vuol dire che sono andati via i peggiori, sono andati via bravi ragazzi che giustamente fanno un'esperienza all'estero, ci mancherebbe, è giusto farla, però è giusto riposizionare un po' questa visione che diamo sempre, che gli altri sono sempre più bravi. Abbiamo capito che con questa vicenda la sanità che forniamo noi non è una sanità che si trova in giro per il mondo. Siamo d'accordo su questo o no? Voi lo sapete che in Gran Bretagna restano in casa, non è che se li vanno a prendere e li portano in ospedale. Lo sapete che nei paesi del nord Europa a 80 anni tu non puoi entrare nell'ospedale, devi morire a casa. Queste sono le indicazioni che danno alla popolazione. Ma lì fanno addirittura le maratone, sì, me le ricordo queste frasi all'inizio del coronavirus, lì non si fanno tanti problemi, però se la gente mi chiama e piange perché vuole tornare a casa e non riesce a trovare un mezzo per poter scappare e tornare a casa. E abbiamo i nostri ragazzi a Londra, ve lo dico io, cosa stanno facendo? Sono chiusi in casa con 2 giri di chiave. Io ho chiesto, ma scusate, la spesa? No, neanche la spesa, perché per fortuna esiste un'applicazione, ci facciamo portare la spesa, cioè evitiamo di uscire di casa. E tu dici perché? Perché se ci ammaliamo è finita, dobbiamo arrangiarci. Ecco, io passerei un attimo a giornali e agenzie. Francesco Dalmas, Asca News, con numeri così alti di positivi, tra l'altro asintomatici in case di riposo, anche 1 su 2, come Cesana Malanotti e Fenzi, state pensando a nuove forme di intervento da parte delle US, oltre a quelle già? Guardi, c'è il piano, dopo l'assessore Lanzarini ne parlerà, c'è il piano di sanità pubblica che è stato introdotto dopo ovviamente con la vicenda coronavirus. Vi dico che ci sono case di riposo che hanno un alto numero di contagiati, case di riposo che non hanno neanche un positivo, e non è che respirano l'aria di un altro continente. Peraltro prima l'assessore citava Follina, o le 2 case di riposo di Fara di Soligo sono esattamente nella zona di queste 2 case che ha citato Dalmas, per cui se ci sono due diciamo, attività che si fanno: l'isolamento dei positivi all'interno della casa di riposo, se possibile, perché logisticamente sia possibile, oppure c'è lo spostamento di pazienti coronavirus o dei negativi, dipende poi dai numeri all'interno della casa di riposo, spostamento fuori dalla casa di riposo. Alda Manzanti, il Gazzettino. Prima domanda: la sperimentazione veneta sui test sierologici rientra oppure no in quella più vasta a livello nazionale? Le varie IP rientrano in una dinamica? No, ma è ovvio che sono tutti dati condivisi. Considerate, dico a Alda Vanzan, si consideri che il professor Plebani su 3.000 kit che aveva a disposizione, ci ha detto, ne ha già utilizzati 2.000, quindi ancora 1 migliaio di prelievi, di test da fare, e poi avremo già i primi risultati. E ovviamente sono in rete con il professor Lippi e con altre microbiologie del Veneto, che tipo Vicenza e Treviso, che fanno anche loro dei test sierologici. Seconda domanda: i test sierologici eseguiti dai laboratori privati possono essere considerati attendibili e a cosa possono servire? Test sierologici di laboratori privati significa test rapidi o il prelievo del sangue? Perché a me risulta che i laboratori privati facciano, magari lo chiediamo ad Alda se ce lo specifica. Comunque i test sono sempre test che hanno una validazione in base alla certificazione che hanno, bisognerebbe capire che tipo di test. Cristina Giacomuzzo, giornale di Vicenza. Bonaccini, riportano i giornali nazionali, pare che ieri abbia rivendicato la possibilità di decidere su asili e scuole di infanzia, come a dire non vogliamo riaprire forse già dal 4 maggio. Lei cosa ne pensa? No,
nel senso che se è pur vero che siamo davanti a una fascia d'età tipo le scuole che è meno vulnerabile diciamo di fronte al virus, è altrettanto vero che diventano dei grandi carrier, dei grandi vettori del virus nelle famiglie e nella comunità. Carlo, posso inserire un attimo? Sì, vedere che vanno a lavorare i bambini cioè dai nonni, come c'è necessità di prevedere qualche... Scusa. Ma c'è assolutamente necessità, Massimo, anche perché il vero tema è quello della gestione dei ragazzi e dei bimbi, dei minori. È ovvio che trovare una soluzione non sarà facile. Cioè, a mio avviso la soluzione vera è quella di provvedere con un provvedimento a livello nazionale, perché poi c'è di mezzo il tema lavorativo, no? Magari molti sono disposti, che so, a ricorrere a un part-time piuttosto che ad avere un incentivo per avere qualcuno che accudisca i figli. Qualcuno mi scrive e mi dice: ma possiamo contare sui centri estivi? Se le regole sono quelle di oggi, le restrizioni sono quelle di oggi, ho l'impressione che i centri estivi sia dura. Asili in azienda? C'è chi lo fa, però nel momento in cui fa l'asilo aziendale vuol dire che vanno bene tutti gli asili, perché io ho visitato degli asili aziendali anche in passato, e ci sono alcuni che hanno 20, 30, 40 bambini, cioè comincia a essere una popolazione rappresentativa. Visto che riportano dai nonni? Sì, l'alternativa sono i nonni con tutti gli annessi e connessi. La seconda domanda della Giacuzzo, che l'avevamo interrotta, c'è l'ipotesi, domanda, che dal 4 maggio si riapra in base alle zone rosse. Lei ne ha sentito parlare? No, non ho sentito parlare. No, e poi abbiamo il collega Basso, in attesa che l'Avanzana, glielo chiedo pubblicamente, mi specifica quale serologico intende. Dice Basso di TVA Vicenza: il governo insiste per un piano omogeneo di riaperture per la fase 2. Il Veneto si adeguerà o sceglierà una strada diversa con ordinanze ad hoc, come per esempio la riapertura di solo 2 giorni per le librerie contro tutti i giorni che prevedeva il DPCM? Ma noi possiamo solo che fare ordinanze restrittive e non estensive, per cui noi di certo di attività restrittiva non ne vogliamo fare. Però dobbiamo cercare di capire anche cosa c'era scritto nel DPCM, quindi se qualcuno pensa che fatto il DPCM il Veneto possa aprire oltre a quello previsto dal DPCM, è impossibile, perché è la legge che ce lo vieta, quindi noi dobbiamo sperare che il DPCM interpreti le nostre istanze e le esigenze del Veneto. Specifico la domanda della Zanna, rifaccia tutto: i test sierologici, cioè sangue venuto, prove sangue, insomma, eseguiti da laboratori privati, possono essere considerati attendibili e possono servire? Ma certo, attendibili nel senso che, attenzione, il test sierologico, quindi il prelievo del sangue, per spiegarci, siccome comunemente si chiama, qualcuno definisce test sierologico anche il test rapido, il prelievo del sangue non è altro che una verifica poi di laboratorio con tutta una processazione che non è semplice, per cui questo è il primo tema, per verificare la presenza degli anticorpi neutralizzanti. Quindi è una ricerca di natura scientifica. Cosa dice? Ci può solo dire che l'individuo testato può aver sviluppato anticorpi neutralizzanti, quindi aver avuto una risposta anticorpale che non è duratura, l'ha avuta rispetto all'essere stato contagiato, punto. Uno lo può fare per cosa? Allora, nella scala dei test è quello oggi più complicato e più laborioso, perché il tampone ci dice se sei stato contagiato o no. Questo test ad oggi non è che ti dà certezze per il futuro, è un fatto oggi scientifico assolutamente da approfondire, ma non è che uno, vabbè, se lo fa, se l'obiettivo è quello di sapere se sei stato contagiato, ti basta o il tampone o anche una saponetta, nel senso un test rapido. Il sierologico è un'altra frontiera. Dopodiché sono validi? Assolutamente sì, perché immagino che il laboratorio privato che lo fa certificherà anche la fonte di processazione, quindi non è che il privato che ti fa il prelievo
nel retrobottega c'è la macchina per fare il test, c'è una roba molto complicata, quindi immagino che manderà in qualche clinica universitaria o in qualche struttura accreditata. Per quanto mi riguarda, io ho terminato ancora Zennaro e Tosato. Ipotesi di apertura, ci sono anche le ipotesi a scaglioni per età. Lei che cosa ne pensa? Allora, noi stiamo lavorando per fare una soluzione sostenibile e rispettosa della libertà. Io ve lo torno a dire, se tutti siamo diligenti nell'utilizzare la mascherina e nell'avere i guanti quando possibile o quantomeno disinfettarci le mani, abbiamo risolto il 90 e oltre per cento dei problemi. Perché, ve lo ripeto, i nostri medici al fronte si sono infettati per l'1,3%. Quindi, se noi fossimo stati un popolo che in virtù, di un'epidemia passata avessimo utilizzato come regola l'utilizzo della mascherina, non avremmo avuto questo contagio, perché saremmo stati tutti già messi in sicurezza, ed è esattamente quello che tentiamo di fare per il futuro. Un'ultima domanda, se posso. Sull'ipotesi di elezioni regionali a luglio era uscita qui un'ipotesi, insomma, che era possibile anche a luglio, poi però c'è stata si è aperto ovviamente il dibattito politico anche con le altre forze presenti alle elezioni. Lei che cosa, cioè come... Ma guarda, io ti dico, primo che ho ben altri pensieri che sto qui a pensare a quando bisogna andare a votare. Dopodiché i cittadini che ci ascoltano e che ti ascolteranno, che vedranno il tuo servizio, dico questo, dico che ci sono 6 regioni e un bel po' di comuni che scadono a fine maggio. Cioè finisce il loro mandato o la loro legislatura a fine maggio. Ci sono 2 ipotesi: fare una proroga come vorrebbe qualcuno fino a ottobre-novembre e quindi pagare lo stipendio a degli amministratori prorogati, no, che non hanno più titolo per governare ma verrebbero proprio con una legge prorogati, oppure dire, come sostiene un'altra linea di pensiero, cioè quella ad esempio dei governatori, che è giusto andare al voto il prima possibile, compatibilmente con il rispetto di tutto quello che è il tema sanitario. Allora, se si va il prima possibile, sembra che il prima possibile siano i primi di luglio, saremo davanti a uno scenario nel quale, se è vero che il 4 maggio si apre, si riparte, vuol dire che dopo 2 mesi dalla ripartenza uno non è che può dire non c'è nessuno in giro. Stiamo parlando di 2 mesi e un po' di giorni. Quindi non è vero questo, non è che si va a votare domani mattina e siamo ancora tutti a casa chiusi in casa. Punto, dico questo. Io penso che sia giusto che i cittadini possano eleggere i loro rappresentanti. Sembra ci sia una proposta del governo per dedicare questa finestra di luglio alle regioni, e non nego che le regioni sono d'accordo, ma dico anche che secondo me è intelligente come soluzione. Perché? Perché vi ricordo che l'OMS ha certificato che avremo un'altra ondata di coronavirus a settembre, ottobre, novembre, insomma l'autunno. Prevedere una data per le elezioni in autunno significa, primo, non andare più a votare, perché se torna l'infezione non si va più a votare. A quel punto la proroga non sarà più di 6 mesi, ma ad libitum, no? Andremo all'estate. 2, i governatori in ogni caso devono avere pieni poteri, e questi escono solo dalle urne, perché sono coloro che gestiscono la sanità. Non è che tu puoi mettere lì a gestire la sanità uno che già scaduto da 6 mesi e non può, cioè capite che è una roba imbarazzante, oltre a dover fare approvare i bilanci e quant'altro. Non è un caso che la sessione elettiva canonica sia primaverile. Perché? Perché tutti devono fare i bilanci in tempo per fine anno, ma se tu mandi le amministrazioni a votare a ottobre-novembre, il bilancio tu non lo vedi per fine anno. Settembre non è una data possibile. Ma guardate, io ho sentito questa storia di settembre, ma guardate, posso dire, capisco che c'è gente che si sta struggendo, sta perdendo ore di sonno per sta roba qua. Io no di certo, le perdo per altro, ma non per le elezioni. Allora, ho letto da qualche parte che qualcuno illuminato ha detto che si potrebbe andare a votare il 15 settembre. Vuol dire che un mese prima è il 15 agosto, cioè facciamo la campagna, visto che hanno detto che è una limitazione della democrazia andare a votare a luglio, e a voi sembra una libertà della democrazia chiedere ai cittadini di partecipare a una campagna che inizia a Ferragosto?
Ma se io non so, cioè, o vivo in un altro mondo io. Oltretutto le liste dovrebbero presentarle nella settimana prima di Ferragosto, con l'eventuale raccolta di firme, perché bisogna anche avere le firme per presentare le liste, a meno che non ci siano gruppi che sono già riconosciuti. Ma siccome dobbiamo ragionare in senso assoluto, se Mario Rossi vuole presentare una sua lista deve raccogliere le firme, gliele facciamo raccogliere la settimana di Ferragosto. A me non parla una gran pensata, È più facile che a giugno ci siano persone disponibili ad andare a incontrare un candidato che a Ferragosto, o no? Presidente. Comunque, scusa, e ho chiuso, siccome vedo un dibattito che è anche lunare, vi ricordo che è il governo che deve fare un decreto per decidere tutte queste robe, non le decidiamo noi. Sì. E vi ho detto qual è la posizione dei governatori, che è limpida, chiara, prima possibile. Osato, sì. Presidente, dunque mi sembra che una delle caratteristiche del Veneto in questa crisi sia stata quella della sinergia con la comunità scientifica, con le università, con i virologi, con i medici, con gli infettivologi. Allora c'è un comitato scientifico insediato in regione con figure che ormai abbiamo imparato a conoscere. La domanda: qual è la valutazione del comitato scientifico circa i rischi e le possibilità di una riapertura, cioè nelle interlocuzioni con gli scienziati che fanno consulenza e supporto scientifico alle scelte della regione? Qual è la loro valutazione? Io non partecipo, noi non partecipiamo ai lavori perché è giusto che sia così, cioè sono gli scienziati, sono gli esperti ed è giusto che siano assolutamente indipendenti, però ai quali chiediamo il loro parere sui piani che portiamo, e nel piano di sanità pubblica, ad esempio rispetto all'apertura, loro esprimono il parere su quello che sono anzi hanno già espresso il parere, se non sbaglio. Verrà integrato con le osservazioni che daranno i sindacati e i lavoratori, ma il parere sul fatto che si utilizzerà la mascherina con queste modalità, saranno i gel, i guanti, il distanziamento sociale e la misura della temperatura e quant'altro. Quindi indirettamente, approvando questo schema, anche loro immagino condividano questa è una messa in sicurezza. Presidente, le volevo chiedere che cosa pensa dell'aggressione che c'è stata. Sì, certo. Sono sempre Filippo Fois, Media Nord-Est. Quale aggressione? Ad Albignasego c'era un ingegnere forse in pensione addirittura che stava facendo jogging ed è stato aggredito da 2 persone, credo padre e figlio, perché era senza la mascherina. È stato picchiato. Guarda, non so nulla di sta roba. No, sì, il fito oramai è stato ripreso anche da diversi siti nazionali in queste ore. Guarda, ho poco tempo per leggere notizie e giornali. Che si arrivi a una caccia all'untore, cioè si è parlato spesso. Ma guardate, allora, innanzitutto è deplorevole da condannare, punto e basta. Condanniamo assolutamente chi ha fatto l'aggressione ed è deplorevole anche chi esce senza mascherina, perché comunque non sto giustificando l'aggressore, cioè da condannare senza se e senza ma, però sposto un attimo anche il punto di osservazione a prescindere da quello che è accaduto e vedo una persona che è uscita senza mascherina. Vuol dire che non abbiamo coscienza, che mettiamo a repentaglio la nostra salute, ma soprattutto quella degli altri. E vi devo anche dire che in base a quello che scrivono a noi non si arriverà alle aggressioni, ma c'è molta sensibilità. Quindi lo dico, anche io stamattina arrivando qui a Marghera ho visto un signore che correva, a parte il fatto che mi sono chiesto dove stava andando, ma lasciamo perdere questo, no? Mi sono chiesto delle distanze, ma era senza mascherina. È un irresponsabile. Se mi sente sappia che mi riferisco a lui, perché senza mascherina vuol dire veramente che pensi che sia semplice noia di gente che fa burocrazia. Cioè, guardate che lo facciamo, è per il vostro bene, che sia chiaro. Non è che lo facciamo perché dobbiamo vendere mascherine. A proposito, queste mascherine qua noi non abbiamo speso un centesimo. 10 milioni di mascherine, costo 0. Se vedo che qualcuno nei tutorial dice adesso vogliamo sapere quanto le ha pagate, niente. Lo dico anche in Veneto così che capisce anche tutti quelli che non capisse l'italiano. Ah, buono?
cioè non abbiamo pagato niente, basta. Cioè. Posso fare, perché effettivamente a noi arrivano tantissime telefonate, messaggi da parte dei telespettatori che ci chiedono, per esempio una signora ci ha chiesto perché io non posso fare i miei 200 metri o 300 metri per sgranchirmi le gambe assieme a mio marito, se indossiamo tutte e due la mascherina, e visto che passiamo tutto il tempo assieme a casa e non possiamo... Sì, guarda, questo è comprensibile. Allora, i veneti sono stati tolleranti e rispettosi delle norme. Si pensi che questa è l'ultima finestra di restrizioni, no? Perché poi è inevitabile. Abbiamo chiesto le uscite individuali perché mettetevi nei panni di chi deve progettare e programmare una restrizione totale. Se cominciavamo a dire ok, potete uscire, si formavano i gruppetti. La vera preoccupazione dal punto di vista sanitario è che non ci fosse aerosol di vapore acqueo che quindi contagiasse qualcuno. Adesso finirà anche questa storia dell'uscita individuale e passiamo, ovviamente con questa gradualità, passiamo a quello che è il normale uscire con le persone con le quali si vuole uscire a fare una passeggiata, a fare qualche attività. Bene, io passerei all'assessore Garzalì e poi ci auguriamo buona domenica. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie. Allora, abbiamo pressoché finito tutto il giro per quanto riguarda le strutture per anziani, quindi le case di riposo. Domani, come diceva il Presidente, vi diamo i dati aggiornati, quindi mancava un 15% per quanto riguarda gli ospiti dall'ultimo dato che vi abbiamo dato noi e un 5% per quanto mancava agli operatori, quindi vi diamo il totale, la totalità. Le percentuali sono però confermate, quindi il 6% di positivi tra gli ospiti e il 3%, 3,1% insomma rispetto agli operatori. Come si diceva, ci sono tantissime strutture cosiddette pulite, nel senso che hanno zero positivi sia tra gli ospiti e gli operatori. Ci sono altre strutture che sono state attaccate in maniera molto più forte. Andremo anche a capire perché cosa è successo all'interno di queste strutture. Ricordiamo che noi siamo già all'interno delle strutture, dei team in queste strutture, con dei team che sono stati costituiti dalle aziende sanitarie, che quindi girano all'interno di queste strutture per verificare appunto le condizioni, per capire se sono state rispettate le indicazioni che abbiamo dato di isolamento tra positivi e negativi, per capire anche da un punto di vista clinico che tipo di terapia stanno somministrando e anche per fare la terapia a domicilio, accanto quindi ai team che sono oggi stati costituiti in ogni singola azienda e vanno appunto in giro in queste, vanno a visitare, ma anche all'interno delle strutture ci sono anche le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Domani vi diamo il dato complessivo di tutte le USCA che sono state costituite. Anche le USCA entrano nelle case di riposo per fare le stesse cose, le stesse verifiche. È chiaro che oggi che noi abbiamo una fotografia complessiva, non è una fotografia che viene cristallizzata, ma è una fotografia, come diceva il Presidente, che verrà aggiornata e monitorata, quindi con uno screening ogni 10-15 giorni, quindi tornerà poi anche a fare dei test per capire, perché poi sapete insomma che la situazione è una situazione al momento, quindi torneremo e continueremo comunque a fare queste verifiche. È chiaro che l'azione che noi anche oggi stamattina e che ridiremo e anche emaneremo eventualmente altre linee guida che poi saranno diffuse è quella che, avendo comunque molte strutture che sono oggi pulite, intatte, dobbiamo tenerle in questo stato. Quindi cosa vuol dire? Presenza di DPI, utilizzo di DPI, vuol dire attenzione a chi entra, chi esce, massima attenzione su tutti quelli che sono i processi di sanificazione, di pulizia e di igiene, e quindi ribadiremo ancora di più queste indicazioni. Assessore, ecco una domanda, siccome lo citavate voi stessi, ci sono dei casi in cui case di riposo, anche in un raggio spaziale limitato, presentano un andamento opposto. Ce ne sono che sono poveretti pieni di contagiati, ce ne sono che sono immuni. Allora,
in attesa di definire nel dettaglio le ragioni di questo, mi pare evidente che a comportamenti diversi sono seguiti esiti diversi. O sbaglio? Sicuramente è chiaro che l'andamento segue quelli che sono stati i comportamenti, le linee che sono state seguite all'interno di ogni struttura. Quindi noi abbiamo emanato circolari, allora la prima circolare che noi abbiamo emanato è il 6 di marzo, poi ne abbiamo emanata un'altra il 16 di marzo e quella del piano di sanità, e quindi con i piani che ci sono tornati da ogni singola azienda, del 30 o del 31 marzo. Quindi ci sono susseguite anche le circolari che noi abbiamo mandato con le linee di indirizzo, i comportamenti da tenere o comunque le indicazioni, quindi separazione, tutto questo. È chiaro che poi sicuramente ci sono delle strutture che probabilmente anche per una questione logistica sono riuscite a adeguare, sono riuscite probabilmente a mettere in atto subito alcune linee, altre no. Però lo verificheremo, insomma, andiamo a capire anche questa cosa qui. Oggi quello che interessa a noi è comunque riuscire a isolare i positivi dai negativi, ricoverare le persone che sono da ricoverare, perché io vi ricordo che noi avremo oggi, è un dato che vado a memoria, però dalle case di riposo avremo circa 250 persone ricoverate negli ospedali, quindi quando hanno bisogno di ricovero vengono poi trasportate negli ospedali, inserite nei reparti Covid. Quando invece riescono ad essere assistite all'interno della struttura, vengono assistite all'interno della struttura con però anche l'avvallo di professionisti che arrivano dagli ospedali. Una domanda, anzi due devo fargli, una che ci viene richiesta, Filippo Fois, Mediano Est. Filippo Fois, direte bene. Di Antena 3. Di Antena 3. Tutte e due. La prima c'entra più o meno con le case di riposo, però riceviamo tante telefonate di anziani che ci chiedono quando potranno riaprire i centri diurni. La seconda riguarda nuovamente le aperture delle aziende, se come assessorato alla salute state seguendo per esempio la partita dei trasporti pubblici, dando delle linee alle aziende di trasporto su come dovranno funzionare in questa delicata fase di transizione. Allora, i centri diurni semiresidenziali, anziani, disabili, sicuramente fino al 3 di maggio rimangono chiusi. Poi vediamo qual è l'evoluzione rispetto appunto cosa succederà dopo il 3 di maggio e quindi capiremo. È chiaro che anche lì, insomma, i centri anziani con aggregazione di anziani, voi capite se sono comunque il target più sensibile, più vulnerabile, dovremmo comunque ragionamenti prima di aprirli. Per quanto riguarda i centri disabili è chiaro che invece una risposta probabilmente alle famiglie ma anche alle persone insomma, che hanno bisogno a un certo punto anche della socialità a cui erano abituate, che le abbiamo un po' insomma ogni giorno insomma a questa quotidianità. Quindi dei ragionamenti sicuramente li dovremmo fare e cerchiamo di farli. Nel frattempo noi abbiamo cercato di spingere per un'assistenza a domicilio, quindi dove è possibile abbiamo detto agli operatori che erano gli operatori dei centri diurni per disabili di andare al domicilio, di fare delle prestazioni al domicilio, insomma poi sappiamo che non è possibile in tutti i casi per tutte le tipologie, insomma ecco, e sappiamo che in molti casi hanno bisogno del supporto per i disabili non più giovanissimi che sono a casa con i familiari, i genitori anziani, quindi lì dovremmo insomma cercare di capire come dare una risposta. Per quanto riguarda il trasporto TPL, nell'incontro che abbiamo fatto con le parti sociali abbiamo detto che il piano trasporti deve andare in parallelo con la riapertura, perché chiaramente il problema del trasporto, di come arrivare nel luogo di lavoro in sicurezza rispettando, deve andare di pari passo, quindi anche su questo insomma c'è un confronto, ma anche insomma stanno lavorando su questo. Questo evidentemente che in un autobus sia un posto sì, un posto no, vi si debbano osservare delle distanze. Valuteremo e verificheremo con l'assessore dei trasporti, con la collega De Berti rispetto a questo. Rispetto, voi sapete, si parla anche di turni, si parla insomma di scaglioni, quindi insomma sono delle valutazioni che andranno in parallelo con le riaperture. Grazie. Adesso l'assessore Mortacin lascia prendere
posto dell'assessore Lazzarini, perché tra l'altro ha prioritariamente, scusaci Filippo, un chiarimento su quella che adesso va di moda a definire fake news. Sì. C'è la fake news, c'è la fake news. Siccome sta generando un po' di confusione il fatto che è apparsa una FAQ nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa agli orti, dove si dice che il cittadino può andare a coltivare il proprio orto se è per autoconsumo, anche se è distante da casa. Poiché, e questo vale anche allo stesso modo per quanto riguarda far la legna, poiché c'è un riferimento al codice Ateco, dicono sì, lo può fare perché rientra nel codice Ateco delle attività che possono continuare. Allora, so che anche l'UNCEM si è attivata chiedendo al governo un chiarimento, perché ricordiamo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri parla di 3 casistiche per spostarsi: motivi di lavoro, motivi di salute e urgenti indifferibili. Siccome nei secondi 2 non rientra, il fatto che citi nel codice Ateco pare che rientri nel primo ambito, però se rientra nel primo ambito risulterebbe che lo può fare solo chi svolge attività di agricoltore con partita IVA, e questo sta creando grossi problemi. Molti cittadini, moltissimi, mi hanno contattato dicendo che hanno anche i carabinieri o la polizia di Stato e che lo interpretano che lo può fare chi è agricoltore con partita IVA e quindi attività lavorativa, ma non lo può fare chi non lo è. E questa FAQ, che è all'interno del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta creando molti problemi. Noi abbiamo posto la questione alla Presidenza del Consiglio, so che l'ha fatto anche l'UNCEM, lo stanno facendo anche altri, però sono presente, siccome tanti mi contattano, che carabinieri e polizia interpretano in questo modo, e quindi attenzione, perché la FAQ, questo lo dico a livello generale, non ha valore giuridico, ma fa testo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi al di là di un'interpretazione, dopo quando arriva il ricorso, quando arriva la sanzione, insomma. Volevo solo sottolineare questo aspetto perché sta creando tanto dibattito, vedo decine e decine di messaggi. Filippo. Sì, qualche aggiornamento sull'ospedale Cataliota? Ma l'ospedale sta andando avanti, ieri è stata costruita tutta la carpenteria della parte centrale, quindi il corpo più grande, 3.200 metri quadri. È stato deciso dai nostri tecnici, meglio dei tecnici della sanità, perché sono loro ovviamente gli specialisti, che verrà mantenuto un numero di posti letti ridotto, verrà occupato tutto lo spazio, ma con spazi larghi, insomma, ok? Questo anche perché fra l'altro le normative nostre sono diverse rispetto alle loro, e questo vale per esempio uno dei tantissimi problemi che riscontriamo nella quotidianità, sono l'impianto elettrico di quell'ospedale non è a norma con i nostri impianti elettrici, quindi stiamo rivedendo mentre lo costruiamo anche alcune cose in corso d'opera. Sta andando avanti, sono impegnati i volontari della Protezione Civile che ringraziamo, c'è l'Associazione Nazionale Alpini, c'è il Nucleo Provinciale di Padova, saranno coinvolti anche altri gruppi. Ricordo che sono 493 le organizzazioni di protezione civile in Veneto, quindi non vorrei che qualcuno poi dice ma mi hanno dimenticato. Coinvolgiamo tutti con turni diversi, e ad oggi i volontari della Protezione Civile del Veneto hanno erogato oltre 60.000 giornate uomo su varie attività che magari passano inosservate, ma ad oggi abbiamo fatto i conti, abbiamo superato le 60.000 giornate uomo regalate dai volontari della Protezione Civile alla collettività. E con questo buona domenica, e come dice qualcuno più in alto di me, buon bravo. Allora, questa è la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, e poi l'intervento anche dell'assessore Lanzarin, che ha parlato appunto di questa vicenda, delle case di riposo che
hanno come dire, dei risultati diversi, anche se vicine territorialmente, quindi casi di contagi oppure di zero contagi, e quindi a questo punto, no, viene da pensare alla gestione della situazione nelle case di riposo. Avete sentito, ma faremo poi il sunto con Filippo Fois alla fine dell'intervento del nostro ospite, che è molto importante perché ci può aiutare a capire due cose a livello, prima di tutto a livello economico, perché parliamo del sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Allora, partiamo da quello che ha detto Zaia questa mattina. Allora, è tornato a parlare delle riaperture, anche commentando un po' quello che ha scritto il presidente Conte su Facebook alla fine della cabina di regia elezioni enti locali. In sostanza il concetto, interpretato poi a seconda delle testate, dei giornali, dei giornalisti, come il Premier frena rispetto alle diciamo istanze ad esempio del Veneto che chiedono sperimentazioni prima del 3 maggio, ma in ogni caso il concetto è dal 4 maggio riaperture omogenee. Intanto partiamo da qui, è così. Sì, è necessario che ci sia il massimo del coordinamento possibile, perché come si vede ci sono spinte diverse, legittime, comprensibili ovviamente, soprattutto nelle regioni o nelle aree più industrializzate o con economie molto più vivaci. C'è ovviamente una urgenza e una spinta a ripartire, però è evidente che questo va proporzionato non solo agli aspetti di salute. Noi abbiamo detto che vogliamo sempre rispettare quanto ci dice la comunità scientifica, va fatto anche in questo momento. Peraltro anche in Veneto devo dire che al di là delle dichiarazioni non sono mai state fatte scelte diverse rispetto a quelle nazionali, quindi attenzione a non dare messaggi che poi non possono essere rispettati. Quindi massimo di coordinamento, istanze tutte sul tavolo, discussione tutti insieme. C'è una cabina di regia anche con le regioni che sta gestendo il ministro Boccia, però non facciamo fughe da una parte o dall'altra. Senta, a proposito di questo, allora oggi Zaia ha detto ma forse c'è ancora margine per una sperimentazione. Lui continua insomma a insistere su questa il progetto, insomma una sperimentazione prima del 4 di maggio, dal 27 magari qualche attività. Chiediamo a lei, chi meglio di lei, è impossibile questo? Cioè mettiamo un punto su questo? Non ci sarà nessuna possibilità o potrebbe cambiare? Perché ha fatto intendere Zaia che forse magari nei prossimi giorni potrebbe cambiare qualcosa. Diciamo che è molto difficile e che serve un piano molto preciso, di due tipi: un piano che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, un piano che riguarda la sicurezza negli accessi al lavoro. La questione fondamentale sono il distanziamento e l'igiene, e allora a me pare molto necessario che anche le regioni ci assicurino che tutta la parte mobilità, i trasporti che competono agli enti pubblici siano garantiti nelle forme di sicurezza necessarie. Lo sforzo che ci vuole da parte degli imprenditori per assicurare che dentro i posti di lavoro ci sia la garanzia dell'igiene e del distanziamento poi non può naufragare nel percorso che va al lavoro. Si sta parlando di non avere più ore di punta, di distribuire orari nel corso della giornata. Sono tutte cose non semplici che non possono essere sottovalutate. Un piano preciso. Tutte le volte che legittimamente il governatore Zaia dice sperimentiamo, ci fornisca anche i piani concreti perché questa sperimentazione sia realizzabile non solo dentro l'azienda ma anche nei territori. In più c'è tutto il capitolo estivo che va cominciato a costruire, penso alle spiagge alle quali vanno date anche delle indicazioni sulle forme di sicurezza necessarie. Quindi lei ci dice insomma è molto difficile che ci possa essere... Prudenza, molta prudenza. E quindi è molto difficile che ci possa essere un prima sperimentale, insomma, questo è il concetto. Sì, anche perché bisogna decidere cosa intendiamo per sperimentazione. Intendiamo un settore economico particolare, cioè entriamo nel merito, nessuna obiezione a entrare nel merito, ma non lanciamo proclami, vediamo in concreto che cosa vorrebbe dire in Veneto una sperimentazione, aprire quali settori, su quali mercati ci rivolgiamo.
Credo che sia una discussione che sicuramente va fatta, ma va fatta con tutti questi criteri. Ecco, il porto di Stanza, per esempio, questa mattina avevamo la presidente dell'associazione della industriali di associazione Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesale, che diceva è bene che ci sia stato un punto, è bene che esista comunque una data, però il problema, dice, per noi aziende, per gli imprenditori è che è vero, si può iniziare dal 4 maggio, ma siccome non sarà una sperimentazione, cioè non sarà un'apertura così subito, quindi siccome ci sarà da come dire, implementare un certo percorso, l'effettiva apertura poi per le imprese sarà dopo 15 giorni e quindi è tardi, dice Piovesana. Sì, diciamo l'osservazione è corretta, dipende da settore a settore. Credo che in questo senso appunto un quadro previsionale dovrebbe avere anche delle date disponibili in anticipo, in maniera tale che le imprese si attrezzino a seconda delle diverse situazioni. Ma ieri ho parlato con un imprenditore che si occupa di packaging ed era preoccupatissimo perché in Polonia lavorano al 30% in più. Poi ho parlato con un imprenditore di abbigliamento ed era preoccupato del contrario, dice ma se apriamo per cosa lavoriamo, che tutti i negozi sono chiusi anche in Italia e anche in Germania. Allora entriamo dentro e aiutiamo le imprese a fare le scelte migliori. Senta, ci ricorda un po' gli investimenti di queste ore importanti per i comuni, l'abbiamo un po' raccontato anche ieri quando avete fatto la conferenza stampa con i sottosegretari, però in sintesi. Sì, sono 3 miliardi e poi c'è un monitoraggio con i comuni per vedere se sono sufficienti, i comuni ne avevano chiesti 5, si è fatto un primo step di 3 miliardi che servono proprio a bilanciare le minori entrate che i comuni hanno in questa situazione, le multe, i rifiuti, poi molti comuni hanno deciso di abbonare alcune tasse locali o alcuni tributi, quindi per sopperire a queste mancate entrate e anche a maggiori uscite che ci sono di aiuto, anche se i 400 milioni per i buoni pasto li abbiamo messi come governo, ma insomma è giusto che ci sia un intervento importante, 3 miliardi che verranno messi nel decreto di aprile e che costituiscono per i comuni una vera boccata di ossigeno che consente di programmare le prossime settimane con più tranquillità. Ecco, siamo addirittura d'arrivo per il decreto di aprile, anche qui siamo addirittura d'arrivo per gli 800 euro, che novità sul fronte, insomma anche per quelle categorie, ce lo raccontano spesso, ci chiamano spesso, che sono rimaste fuori dai primi decreti, quindi pensiamo al lavoro, alle colf, badanti, ma anche i lavoratori legati al mondo dello spettacolo, dei concerti, a un altro fronte per esempio quello dei concerti saltati, che ha un peso importante anche per l'economia. A che punto siamo per questa situazione, per queste figure? Beh, intanto sull'indennità per i professionisti e gli autonomi, finalmente dopo un avvio non semplicissimo abbiamo dati positivi. Ieri avevamo un dato dove solo in Veneto ci sono state 320.000 domande e sono già state pagate 245.000 e per 147 milioni. Questi 600 euro che poi diventano 800 col prossimo decreto e quindi queste cifre si moltiplicheranno. Per quanto riguarda le altre fasce che devono rientrare, io cito sempre gli stagionali del turismo ad esempio, che sono una categoria molto esposta perché non hanno finito la NASPI, sono disoccupati, senza reddito e senza ammortizzatori. Queste sono le figure che dobbiamo accompagnare e lo stesso vale per una serie di settori che sono sicuramente i più esposti. Dopodiché è molto importante la cosa che lei ha detto rispetto a mostre o a concerti. È chiaro che nei prossimi mesi noi dovremmo favorire tutto ciò che riduce l'assembramento. Per esempio un museo ben gestito può consentire di essere visitato. Più difficile è pensare ad un concerto rock dove è naturale stare vicini. Quindi scegliamo anche quali priorità possono aiutare anche una ripresa dello stesso turismo per quel poco che ci sarà, ma dobbiamo aiutare a riprendersi. Senta, torniamo invece a un altro fronte, che è quello un po' di cui si sta dibattendo, delle elezioni. È tornato anche oggi su questo Zaia. Ieri abbiamo raccontato della lettera, diciamo,
dell'appello dei parlamentari, della lettera anche del segretario Dem del Veneto Bisato, insomma questa ipotesi di luglio è infattibile per una questione epidemiologica, sarebbe un deficit di democrazia, ha detto Bisato, perché la gente avrebbe ancora paura a uscire. Zaia però oggi ha detto a luglio probabilmente è la data migliore perché se una ripartenza esiste dal 4 maggio contiamo che in un mese e mezzo la situazione si possa allentare rispetto a un autunno dove è previsto invece il ritorno. Le chiedo anche questo, lui ha parlato anche forse di una finestra al 12 luglio che potrebbe esserci per i governatori, mi conferma, cioè esiste questa ipotesi? Nella discussione, nel decreto che il governo sta discutendo, sul quale c'è stata una forte pressione da parte del governatore Zaia, l'ipotesi che le regioni possano votare a luglio è contemplata dal 12 luglio, dipende da ogni regione sulla base delle loro scadenze. Effettivamente per il Veneto la data del 12 luglio sarebbe possibile, ma questa finestra si prolungherebbe addirittura fin quasi a novembre come margine temporale. Beh, io penso che sia un azzardo votare a luglio, lo dico con molto rispetto, perché non è solo una questione di aperture. Noi sappiamo che le riaperture saranno graduali, sappiamo che le persone si potranno muovere ancora con qualche restrizione, sappiamo che per esempio alle persone anziane è consigliato che non facciano, restino il più possibile a casa. E quindi francamente questa corsa accelerata al voto in una situazione, diciamolo con chiarezza, dove certamente il governatore Zaia non ha il problema del consenso, no? Mi pare che è del tutto evidente, la trovo un po' un azzardo, sia dal punto di vista della sicurezza e della tranquillità e sia anche dal punto di vista del dibattito democratico. Siccome il margine c'è, non è che gli è impedito di votare dopo, no? I comuni voteranno in autunno, lui potrebbe benissimo scegliere di votare anche le regioni in autunno. Se poi si pensa che c'è il problema di una ricaduta dell'epidemia in autunno, a me pare francamente un po' presto per dare questa certezza. Non vorrei che succedesse come è successo 20 giorni fa, che è stato detto dal governatore che a metà aprile c'era il picco e proprio negli stessi giorni dice che bisogna riaprire tutto. Un po' di coerenza servirebbe. In ogni caso luglio mi pare francamente un po' accelerato. Dopodiché quello che siccome è competenza sua, lui dovrà decidere. Ma lui dice che è competenza del governo, dovrà decidere il governo? No, il governo decide le amministrative dei comuni e dà delle finestre per quanto riguarda le regioni. Le finestre saranno, se viene confermato nelle prossime ore, la discussione che è in atto, una finestra molto ampia dentro la quale i governatori delle regioni, ognuno sulla base del giorno in cui è stato eletto e delle valutazioni che ritiene da fare, deciderà quando collocarle. Quindi il compito del governo è stabilire una finestra. Una volta stabilita la finestra, il governatore decide dentro questa finestra quando collocare il voto. Quindi decisione del governo, dare il quadro di riferimento, decisione del governatore, decidere la data. E lei dice che potrebbe esserci una finestra dal 12 per quanto? Dunque, se il decreto, ripeto, siamo ancora in una situazione di non conferma materiale, se il decreto di cui si discute fosse confermato, la finestra è molto ampia perché praticamente consente di votare viene spostato di 3 mesi la scadenza della legislatura. Si può votare 8 settimane prima e quindi sarebbe il 12 luglio, ma anche 60 giorni dopo e quindi sarebbe il 1° di novembre. Quindi un arco temporale molto ampio dentro il quale, volendo, si può anche far coincidere con le elezioni comunali e quindi risparmiare anche soldi del doppio turno. Nel caso di Venezia noi saremmo costretti a chiamare i cittadini al voto 2 volte nel giro di 3 mesi, con uno spreco che francamente in questo momento non mi pare possibile. Benissimo, grazie allora, grazie al sottosegretario Valetta, è stato molto chiaro anche per chiarirci questo percorso tecnico, ma è fondamentale da capire. Grazie e buona domenica, grazie buon lavoro. Buona giornata.
Così allora il sottosegretario Baretta, noi diamo un'occhiata un secondo ai dati della giornata di oggi del bollettino in attesa di collegarci con Filippo Fois per fare un po' il sunto della conferenza stampa del governatore. Allora ve li faccio vedere da qui, a meno che non ce ecco, ce l'abbiamo anche in video, benissimo, grazie Italo, grazie a Tony Esposito. Abbiamo detto 15.935 sono i casi positivi totali, come sapete la divisione tra casi totali che comprendono anche i negativizzati e i decessi, e gli attualmente positivi che sono 10.210 più 243 casi positivi. È anche un dato ormai che è molto legato al numero dei tamponi, quindi deve essere letto come una duplice interpretazione. Continua a calare il numero degli isolamenti domiciliari, 11.913, e importante il dato che riguarda ancora una volta il calo dei ricoverati a 1.264 in area non critica, meno 23, e 184 in terapia intensiva, meno 6. Resta purtroppo il numero dei decessi, più 18 nelle ultime ore, e il dato più importante riguarda l'ospedale di Sant'Orso con 4 decessi, poi gli altri sono distribuiti nelle varie aziende ospedaliere. Ovviamente parliamo dei decessi in ospedale. In totale i decessi tra aziende ospedaliere e RSA, case di riposo, è 1087, ma come vedete il dato importante è anche quello che si rimane ampiamente insomma, si rimane sotto le 200 unità nelle terapie intensive. Ricordate quando i numeri delle terapie intensive erano molto più alti e quindi si parlava, no, dello stress test per le terapie intensive, ed era il momento più critico dell'emergenza. Non so se abbiamo Filippo Fois collegato. Nel frattempo mentre ci colleghiamo con lui, farei sentire proprio il servizio che accennavo prima al sottosegretario Baretta, e cioè gli industriali alle prese appunto con la decisione del governo, della cabina di regia, di restare sul 4 maggio come data, in qualche modo la chiusura su queste sperimentazioni invece auspicate da alcune regioni, soprattutto dal Veneto. Sentiamo Piovesana. Il 40% delle imprese ha problemi gravi. 15-20 giorni fa era circa il 14% delle imprese, perciò significa che questo lockdown effettivamente sta facendo molto male alla nostra economia. L'emergenza economica è tutta qui nelle cifre che Confindustria ogni giorno registra attraverso il suo centro studi, una caduta libera che potrebbe essere arrestata solo con l'effettiva partenza della fase 2. La data del 4 maggio, ha confermato il Premier Conte, è perentoria, non ci sarebbero le deroghe di cui si è parlato per tutta la settimana, come per la moda o il settore auto. Questa era la richiesta degli stessi industriali e di buona parte delle categorie economiche venete. Era anche tempo che venisse fatta chiarezza, e perciò se il 4 maggio sarà la data di apertura di tutti, bene così. Dopodiché ci potevano essere anche delle aperture differenziate, perché a onor del vero questo è un paese che ha industrie e filiere molto diverse. Del resto i competitor non stanno ad aspettare, né tantomeno i fornitori. Ad esempio la Germania, dove ci sono alcune filiere, alcuni concorrenti che oggi sono aperti in tanti settori, dove invece noi siamo chiusi. Questo è stato denunciato da tantissimi, raccontato da tantissimi imprenditori e da diversi colleghi che appunto hanno esperienza diretta. Resta una ripartenza comunque da programmare. Una fabbrica chiusa da oltre un mese non ritorna certo alla piena produttività in 24 ore, tante troppe anche le variabili economiche, ma sul fronte della sicurezza, assicura Piovesana, tutto è pronto. Innanzitutto abbiamo già procurato e stiamo procurando tutti quelli che sono i dispositivi. Io per esempio, parlando della mia impresa, i dispositivi ci sono già, perciò quando le persone rientreranno effettivamente la misurazione della temperatura, le mascherine, i guanti, insomma tutto ciò che è necessario, oltre alla sanificazione da fare degli ambienti di lavoro, oltre ai dispositivi, il lavaggio delle mani frequente per chi effettivamente non indossa guanti. È chiaro che questo è un must.
Nel corso della conferenza stampa di questa mattina si è parlato anche dei test rapidi. Nella giornata di domani diverse strutture private in Veneto e anche nella Marca inizieranno a eseguire su prenotazioni test rapidi. Su questo è cauta l'ULSS 2 che dice l'ansia da coronavirus è comprensibile ma noi procediamo con i tamponi. Sentite il direttore generale Benazzi. Noi siamo sanità pubblica, quindi come dice giustamente il Presidente Zaia, noi stiamo facendo, la dottoressa Russo ci ha dato un percorso degli step, quindi noi abbiamo avuto in primis tutti i nostri operatori e stiamo concludendo con tutti i nostri operatori. Poi le case di riposo, i centri servizi, abbiamo concluso. L'ULSS 2 Marca Trevigiana prosegue per la strada dei tamponi, quella tracciata dalla Regione. Si procede quindi con lo screening delle categorie a rischio. Stiamo facendo i centri per disabili e i centri di salute mentale, poi credo entro le fine il 28, il 29 di aprile partiremo con tutte le forze dell'ordine, ho chiesto al prefetto e lei ci ha dato una calendarizzazione, poi partiremo ai farmacisti eccetera, quindi tutte le categorie considerate a rischio. Noi abbiamo questo obbligo etico ma anche ovviamente professionale. Altra storia l'esecuzione dei test rapidi da parte delle strutture private, test che va sottolineato hanno un indice di attendibilità inferiore rispetto al classico tampone. Ovviamente libero mercato è un'altra cosa, è giusto che ci sia questa ansia da coronavirus, io la chiamo, no? Quindi ognuno di noi vuole tranquillizzarsi eccetera. L'unica cosa che penso è questa, che nel momento in cui il cittadino sia ovviamente positivo a questo test serologico, per ovvie ragioni deve mettersi in quarantena. Quarantena che deve seguire un percorso che può portare all'effettuazione del tampone da parte dell'ULSS solo attraverso il filtro del medico di base e la comparsa di sintomi. Insomma, il soggetto positivo al test rapido non può pretendere il tampone in maniera automatica. Assolutamente no, lo può pretendere telefonando al proprio medico di famiglia che fa il filtro vero, perché il medico di famiglia è la persona che ovviamente riesce a capire se quei sintomi sono collegabili ovviamente a una possibile infezione importante che la persona potrebbe avere essendo risultata la stessa positiva al test serologico. Allora in quel caso là il medico curante è lui che fa la richiesta e subitaneamente, dopo fatta la richiesta, nel giro di un giorno viene organizzato e viene fatto il tampone. Allora, pochi istanti di pubblicità e poi torniamo subito in diretta. Rieccoci in diretta con l'edizione straordinaria, vi faccio rivedere che non l'ho ancora mostrato questa mattina e me ne scuso, il nostro consueto cartello con l'IBAN per le donazioni è molto importante tenerlo sempre a mente perché è quello della donazione per le aziende ospedaliere, insomma per gli strumenti a disposizione di chi combatte in prima linea l'emergenza coronavirus è fondamentale, quindi chi non l'avesse in questi quasi 2 mesi imparato o segnato se lo può fare ora guardandolo dal nostro cartello, quindi l'IBAN IT 71V 02008 02017 000 105 8890 30, la causale sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto e poi c'è il codice sotto per poter fare la donazione. Come sapete ci sono state tante donazioni importanti ma anche donazioni di bimbi, donazioni di pensionati, l'abbiamo raccontato anche il 75enne di Vidor che ha donato la sua pensione, insomma tante manifestazioni di solidarietà e di sostegno. E a proposito di questo vi leggo dalla pagina Facebook dell'ULSS 2 una testimonianza importante, una testimonianza toccante, quella di Francesca, infermiera dell'ospedale di Montebelluna. Questa è la sua toccante testimonianza che scrive: con una nuova esperienza alle spalle, con una nuova consapevolezza e così comunque che ho sempre immaginato di fare l'infermiera, determinazione e coraggio per un qualcosa che ritengo essere la mia vera natura, qualcosa da dover fare al di sopra e al di là di tutto. Sono fiera, dice Francesca, di quello che siamo stati
e di quello che siamo potuti essere insieme. Ringrazio chi ha incrociato la mia strada in questo particolare momento, a chi con pazienza ha saputo affidarmi il proprio sapere e a chi mi ha dato fiducia. Sorrisi e lacrime hanno accompagnato queste mie giornate, ma mai una sola volta ho pensato di poter essere in un altro luogo. Un grazie di cuore a questo mio meraviglioso lavoro, e questa con la tuta e con tutti i dispositivi è Francesca, la testimonianza di questa infermiera di Montebelluna. Quindi è per questo, insomma, è per queste persone che è importante donare, per dare loro una mano ad affrontare ogni giorno quella che è un'emergenza. È un'emergenza ancora in atto, sebbene i dati facciano ben sperare, ma è un'emergenza ancora in atto, e lo ha anche ricordato Zaia quando gli è stato raccontato il caso che avevamo raccontato prima, il caso che sta facendo discutere, raccontato dal Mattino di Padova, di quell'ingegnere che faceva jogging nella zona di Albignasio, che è stato aggredito e picchiato perché non aveva la mascherina. Zaia ha condannato evidentemente il gesto senza appello, però ha anche detto ricordatevi tutti, al di là del fatto specifico, chi non porta la mascherina è un irresponsabile, è da irresponsabili non portare la mascherina. Riapertura, abbiamo parlato poco fa con il sottosegretario Baretta, che dice molto difficile che si possa arrivare a una sperimentazione prima del 4 di maggio, insomma ha lasciato aperte poche speranze, nonostante insomma dal Veneto ci sia questa richiesta pressante anche dopo la data fissata e confermata dal governo. Riaperture diverse, perché erano già previste dalla precedente DPCM, sono quelle dei mercati. Ad esempio a Oderzo da mercoledì torna il mercato settimanale, ma con diverse novità, ovviamente stando a quelle che sono le restrizioni e le prescrizioni, in questo caso della Regione. Guardate. Mercoledì torna il mercato a Oderzo. Un segnale importante sulla strada di un ritorno graduale alla normalità dopo 2 mesi di chiusure totali causa contagio. Ad annunciare la riapertura il sindaco Maria Scardellato, che però ci tiene a sottolineare. Chiaramente non è il mercato di una volta, la preoccupazione è legata al fatto che a Oderzo il mercato è molto grande, attira molta gente, magari con una bella giornata la gente proprio viene attirata ad uscire, e quindi la preoccupazione non era tanto la gestione all'interno dell'area recintata quanto la quantità di gente che poteva essere attratta fuori casa, e quindi abbiamo pensato di garantire la sicurezza spostando l'area mercatale nella ex area del Foro Boario e facendo accedere solamente in ordine di arrivo solamente la gente che arriva in macchina, quindi le persone aspettano in macchina, secondo ordine di arrivo entrano, quindi entrate contingentate e niente coda e niente affollamento. Finita la spesa si deve risalire in macchina e andare via. Mercato contingentato sia negli spazi che nella tipologia dei banchi, ma pur sempre riaperto e con gli orari di sempre, ci tiene a sottolineare il sindaco. L'orario del mercato solito, mercoledì quello solo l'alimentare, cioè il mercato corrispondente al solito mercato del mercoledì, ma solo l'alimentare, e il sabato, però non il 25 perché è festa, il sabato il mercato quello a chilometro zero, sempre comunque nell'area del Foro Boario e sempre con l'accesso solo in macchina. So che è molto contestato il fatto dell'accesso solo in macchina perché la gente dice ci voleva andare a piedi, però purtroppo è proprio quello che dobbiamo evitare, che la gente vada a piedi per farsi la passeggiata, in bicicletta per farsi così, perché è comprensibile la voglia di uscire, ma purtroppo non ce la possiamo permettere e quindi consentiamo la possibilità di andare a fare la spesa, ma in auto. C'è chi dice ma no, chi non ha l'auto andrà al supermercato. La cronaca nera purtroppo irrompe anche nell'emergenza coronavirus. Abbiamo raccontato tante volte in queste settimane della difficoltà ovviamente per le donne che con l'isolamento, con la quarantena spesso magari si trovano a dover convivere forzatamente con un compagno che la maltratta, un compagno che ha precedenti in questo senso. L'importanza sempre di rivolgersi a Telefono Rosa, a tutte le strutture che sono operative H24 per aiutare queste donne. La cronaca nera viene da un'altra regione, dalla Lombardia, però ci fa capire come purtroppo si è arrivati anche a questo. Femminicidio nel Milanese, racconta La Repubblica, spara alla compagna che lo ospitava in casa per l'isolamento coronavirus e si costituisce. Leggiamo quello che è successo: ha sparato alla sua compagna con un fucile, si è presentato dai carabinieri
che corsi in casa della donna l'hanno trovata già morta. È avvenuto la scorsa notte a Truccazzano, in provincia di Milano. La vittima è una donna di 47 anni, l'assassino è il suo coetaneo, come lei è nativo di un paese della Sicilia, una guardia venatoria con precedenti penali, con cui aveva una relazione da 9 anni. L'uomo avrebbe solo detto che la donna lo stava lasciando. Lui avrebbe deciso di ucciderla sparandole mentre dormiva. Da circa 2 settimane la donna ospitava il compagno a casa sua per via dell'isolamento imposto dal coronavirus. L'uomo lavorava a Bressanone, in provincia di Bolzano, ma raggiungeva la casa della compagna tutti i venerdì per passare insieme il weekend. Si è presentato la scorsa notte poco dopo le 2 nella caserma di Cassano d'Adda, ammettendo di aver ucciso la compagna sparandole con il fucile che la donna deteneva regolarmente in casa. I carabinieri l'hanno trovata sul letto, morta, colpita da un proiettile alla testa. L'uomo è ancora in caserma, interrogato dal pubblico ministero. Dunque purtroppo insomma, è avvenuto ciò che si temeva potesse avvenire. Questo è successo nel milanese a Truccazzano. Adesso allora, torniamo invece a parlare della questione elezioni. Ne ha parlato Zaia questa mattina, abbiamo parlato poco fa anche con il sottosegretario Baretta, che ci ha fatto capire come quello che ha detto Zaia stamattina, cioè che esiste una ipotesi di una finestra dal 12 di luglio per le regioni. È un'ipotesi sul tavolo, della discussione del nuovo DPCM che dovrebbe essere poi deciso in questi giorni, se non nelle prossime ore. Il dibattito ovviamente resta aperto. Allora Zaia è tornato a parlare di questo stamattina, ma l'aveva già anticipato a noi ieri sera il discorso sulle varie opzioni nel corso della nostra diretta Skype nel telegiornale di Treviso. Allora sentiamo Zaia proprio sulle elezioni ieri sera nel nostro telegiornale. Per fare le elezioni ci vuole un decreto del Consiglio dei Ministri, quindi è questo governo che non è di certo affine alle mie idee, quindi sono loro che decidono. Dopodiché ci sono a bocce ferme, le elezioni si dovrebbero fare in una finestra che va dal 15 ottobre al 15 dicembre. È dichiarato che non si faranno mai più, visto e considerato che se arriva l'infezione, chi è, e lo dice l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, chi è che va a votare a ottobre o a novembre? Altro aspetto spiegato ai cittadini: scadono comuni e le 6 regioni italiane, tra le quali il Veneto, a fine maggio, il 30 maggio. Vuol dire che dal 30 maggio, secondo norma, bisognerebbe convocare i comizi e andare a votare, come accade sempre. C'è qualcuno che vorrebbe la proroga fino a settembre-ottobre, perché è questo che si dice. Primo problema: i governatori, se hanno un'infezione in arrivo, devono avere i pieni poteri, perché i governatori governano la sanità. Il governo ha capito questo aspetto. Secondo aspetto, lo dico anche, è la cosa più bella andare a votare, nel senso parlo contro i miei interessi, no? Io scado a fine maggio e andare a votare. Quindi le linee di pensiero sono 2. La mia, quella degli altri governatori, che vengano eletti subito i nuovi governatori. L'altra linea di pensiero, che si proroghi di 6 mesi governatori, consiglieri regionali e quant'altro, ovvero si paghino gli stipendi in proroga in attesa che poi un giorno si voterà. Penso che sia più logico. Scusi, ma se si apre tutto il 4 di maggio, 4 giugno, 4 luglio e si arriva al 12, penso che è difficile giustificare ai cittadini che non si va a votare e si va a votare dopo 6 mesi. Ma secondo lei, visto considerato che propongo andare a settembre, a metà settembre mi sembra aver capito, vuol dire che la campagna elettorale è molto più, diciamo, coinvolgente ad agosto? A chi la vogliamo raccontare? Così Zaia ieri sera è quello che poi ha detto questa mattina anche in conferenza stampa. Allora approfittiamo, visto che parliamo di politica, e dopo andiamo subito da Filippo Fois a Marghera per fare un po' il sunto della giornata. Chiaramente in questo periodo nel quale proprio lo stesso governatore è più volte salito alla ribalta nazionale per il modello veneto di gestione dell'emergenza, si è tornati a parlare, come capita spesso in questo caso, ma mai come ora, delle, diciamo, attrattive nazionali e romane per il governatore Zaia, insomma, con questo ruolo, questa possibile futura candidatura da premier. È stato molto rapido nel risponderci ieri, sentite cosa ha detto. È meglio essere comandante di una scialuppa che mozza in una nave, nel senso che
io mi sono preso un impegno con i veneti e finché sta rogna del coronavirus e gli altri problemi che ci sono non sono risolti, è giusto essere rispettosi degli impegni che ci siamo presi. Peraltro io lo posso dire guardando nelle palle degli occhi della gente, perché io voglio ricordare che ho lasciato il ministero per venire a governare questa regione. Io ero ministro dell'agricoltura, non so quanti, nella storia penso che siano pochi quelli che hanno lasciato il ministero per andare a governare la propria regione. Così Zaia, insomma, è un po' quello che è il suo commento quando si fanno queste domande solitamente. Allora, Filippo Fois da Marghera, ci siamo? Filippo con Paola Barbato? Non ancora? Non ancora. Allora, vi faccio vedere un'altra cosa in attesa di Filippo Fois, e cioè il cartello dei bimbi in TV. La nostra rubrica, come sapete, è iniziata da qualche giorno, ci sono tantissimi video, io ve lo dico perché magari mandate il video e non lo vedete subito in onda, li metteremo tutti, li faremo vedere tutti, sono tantissimi, quindi cerchiamo di calendarizzare, come si suol dire, la messa in onda. Alcuni sono più lunghi, alcuni sono più brevi. Vi ricordo, potete mandarci un video, deve essere un video, possibilmente breve, può essere anche lungo 30-40 secondi, ma non di più, diciamo così, questa è un'indicazione un po' tecnica. Deve essere registrato in orizzontale, possibilmente, viene meglio graficamente in televisione, e con la quotidianità dei vostri bimbi, pensieri, attività, poesie, racconti, insomma tutto quello che loro fanno in questi giorni particolari. 351 175 5340 è il numero di WhatsApp per chiamare. Noi ogni giorno li mandiamo in onda. Chiaramente dovessimo farli vedere tutti, occuperebbero lo spazio dei TG ogni sera, quindi li faremo vedere tutti, non preoccupatevi. Adesso invece vediamo Filippo Fois, che non è un bimbo in TV, ma è il nostro inviato a Marghera. No, purtroppo no. Eccoci, nuovamente buona domenica a tutti. Dunque, io partirei un po' facendo anche il riepilogo di quelli che sono gli aggiornamenti sulla situazione nella nostra regione. Allora, partiamo dal numero dei tamponi, che sono 256.286, quindi come vedete si procede a pieno regime. Gli isolati sono 11.913 ed è questo uno dei tanti dati in calo da diverso tempo. I positivi accertati in Veneto al momento sono 15.935. Ricordiamoci poi che queste sono cifre che variano anche in maniera sostanziale da regione a regione, ma dipendono da quanti controlli, da quanti tamponi sono stati fatti. Come sapete, almeno l'80% di chi ha contratto il coronavirus è asintomatico, per cui se non viene effettuato il test o il tampone non è possibile sapere se una persona abbia il coronavirus o meno. In Veneto c'è un ampio piano di tamponi che sta portando quindi a identificare tutte le persone che sono positive. Molte, l'avete visto, poi finiscono in isolamento. I ricoverati al momento per coronavirus in Veneto sono 1.448, sono 23 in meno rispetto a ieri, vale a dire nelle ultime 24 ore sono state dimesse altre 23 persone. È in calo anche il dato delle terapie intensive, sono 184 in questo momento, quindi 4 in meno rispetto a ieri, erano 190, ed è il secondo giorno consecutivo in cui i ricoverati in terapia intensiva per cause che non sono il coronavirus superano quelli che sono invece in terapia intensiva per coronavirus, 197 a 184. I dimessi sono 2089, i decessi al momento in Veneto sono 918, questo è il dato ufficiale che viene richiesto dal Ministero della Salute, che conta i decessi in ospedale. Se si conta invece il totale, i morti sono 1087 in Veneto, per cui si è superato da un po' il migliaio. I nuovi nati, sapete, questa è un'informazione che viene data da qualche settimana dalla regione per dare anche una nota di positività a questo bollettino di guerra. I nuovi nati in Veneto nelle ultime 24 ore sono stati 68. Poi c'è una novità importante, che è quella che riguarda le case di riposo, perché si è completato lo screening che comprendeva sia
sia gli ospiti che il personale delle strutture. Si parla di circa 120.000 persone alle quali è stato effettuato il test del coronavirus. Sono circa 60.000 ospiti, 60.000 del personale e gli altri sono persone che a vario titolo, 60.000 tra ospiti e personale, più altre 60.000 persone che a vario titolo comunque entravano, uscivano, lavoravano nell'ambito di queste realtà. D'ora in poi è stato annunciato, verrà fatto un nuovo test ogni 10-11 giorni, per cui sapete che le case di riposo sono un po' il tallone d'Achille del contagio del coronavirus, che si dimostra particolarmente grave soprattutto nelle persone di una certa età. Ebbene, da ora ci sarà uno screening continuo, per cui la situazione sarà monitorata costantemente ogni 10 giorni. Questo era, poi ha parlato anche, è tornato a parlare del caso ha commentato il caso dell'ingegnere di Padova aggredito, no? Quindi ha condannato il gesto, ma ha anche ricordato chi se ne va senza mascherina è un irresponsabile, chiaramente al di fuori del caso di oggi. Sì. Sì, al di fuori del caso che, se non erro, si è verificato ad Albignasego. A dire la verità ancora non erano a conoscenza di questo fatto e delle ultime ore. Sicuramente il gesto va condannato senza se e senza ma, come naturalmente tutte le forme, le manifestazioni di violenza. Certo che comunque, al di là del caso specifico, bisogna ricordare che la mascherina bisogna indossarla e bisognerà continuare ad indossarla per parecchio tempo, perché come sapete adesso siamo già entrati nella fase 2, quella di convivenza col virus, con percentuali molto basse di contagiati. Ci sarà una fase 3, si prevede quest'autunno, con un ritorno del Covid-19. Insomma, la mascherina oramai, così come i guanti di protezione, fanno parte oramai del nostro corredo quotidiano, bisogna ricordarsi di averlo, come naturalmente è stato un tema affrontato nel Si è bloccato improvvisamente, non è colpa della questione mascherine, ma si è bloccato il collegamento. Non importa, era comunque in fase di chiusura. Lo saluto in ogni caso, Filippo Fois e Paola Barbato, che poi ritroveremo più tardi, perché come sapete fra poco, intorno alle 2:30, chiudiamo la prima parte dell'edizione straordinaria, ma la riprendiamo alle 17:30 e quindi sguinzaglieremo il nostro Filippo Fois un po' in giro nel territorio del veneziano. Allora facciamo un altro brevissimo break pubblicitario e poi l'ultima parte di questa prima parte dell'edizione straordinaria. Rieccoci in diretta alla nostra edizione straordinaria. Allora abbiamo nuovamente in collegamento telefonico Lorenzo Maier da Venezia con aggiornamenti che riguardano le regate. È così, Lorenzo? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti voi. Dunque abbiamo parlato pochi minuti fa proprio con il delegato del sindaco alle tradizioni e alle regate Giovanni Giusto per fare un po' il punto della situazione riguardo alla stagione reniera 2020 che sarebbe dovuta partire tra qualche settimana. Allora possiamo già dirvi che c'è stato già un provvedimento ufficiale che ha annullato tutte le regate fino al 2 giugno. Intanto questo significa che salteranno sicuramente le regate di Mestre, la regata di Sant'Erasmo e la regata della festa della Senza. Questo perché si dà già per scontato che anche qualora il 4 di maggio si potesse rientrare alla normalità pur graduale, non ci sarebbe comunque il tempo per le eliminatorie delle regate, quindi per far allenare i regatanti e così via. Quindi queste regate sono annullate. È annullata, o meglio, è per ora fortemente ridimensionata anche la festa della Senza, che probabilmente salterà, nel senso che sicuramente non ci sarà il corteo, non ci sarà la parte delle cerimonie, non ci sarà la parte del gemellaggio adriatico che ogni anno si ripeteva celebrando lo sposalizio di Venezia con il mare. Si vedrà un po' più avanti se si potrà almeno tenere come parte minima la parte dello sposalizio di Venezia con il mare e la cerimonia religiosa che dovrebbe avvenire nella Domenica dell'Ascensione a fine maggio, però anche questo praticamente
è un appuntamento che se si farà in forma assolutamente ridotta e non più con 2 giorni di iniziativa. È stato già annullato anche il palio delle antiche repubbliche marinarie, che sarebbe dovuto avvenire ai primi di giugno, che vedeva quest'anno Venezia difendere il titolo. La competizione da regolamento, da calendario nel 2020 è in programma nella città di Amalfi ed è stata annullata, o meglio si è per il momento deciso di posticiparla per vedere se a settembre, dopo la regata storica, ci sarà una finestra possibile per recuperare questo appuntamento, ma intanto anche questo non ci sarà. Quindi diciamo che i tanti appuntamenti, il primo fu, lo ricordiamo tutti, insomma il Carnevale fu il primo dei tanti avvenimenti ed eventi legati alla tradizione di Venezia che si sposta, si slitta. Beh, nel caso del Carnevale è stato addirittura cancellato, ma in questo caso a far capire come la situazione non è ancora una situazione facile, questo spostamento. Quindi il 2 giugno, per adesso il 2 giugno, ma potrebbe esserci un ulteriore slittamento? Assolutamente sì, intanto sono state cancellate le prime 3 regate nel calendario, ma perché ricordiamo che la stagione di Lemiera Venezia si apre con la fine di aprile, per le prime eliminatorie, e poi le regate iniziano da metà maggio, da metà maggio fino ai primi di agosto. C'è proprio un vero e proprio circuito delle regate comunali che vedono impegnate tantissimi ragazzi, tantissime ragazze, molti campioni del remo, in cui poi arriva chiaramente quello della regata storica a settembre. Però c'è tutto un movimento delle realtà remiere, delle persone che si allenano, dei giovani che si allenano, dei bambini, delle società remiere stesse, che sono una sorta di società sportive che hanno i loro tesserati eccetera, e quindi per intanto è stato cancellato questo primo blocco di regate, ma c'è stato anticipato, sarà anche poi eventualmente molto difficile stabilire poi delle regole che dovrebbero stabilire, per esempio, pensiamo un distanziamento sociale tra gli stessi rematori e gli stessi regatanti. Benissimo, grazie. Allora, grazie a Lorenzo Maier per questo importante aggiornamento da Venezia. Grazie e buon lavoro. A voi. Grazie. A voi. Siamo quasi in chiusura, però c'è uno spazio anche alla solidarietà, spazio ai sorrisi. Allora andiamo a vedere, torniamo a Oderzo, eravamo prima a Oderzo per parlare del mercato che riapre settimanale la settimana prossima, anche se solo al Foro Boario con tutte le limitazioni del caso. Una donazione importante è quella di Savno all'ospedale di Oderzo, guardate. Sono arrivati all'entrata dell'ospedale di Oderzo con un furgone poco prima del cambio turno nei reparti. Personale della Savno, ma anche il presidente della società e quello del bacino dei comuni serviti dall'azienda. Tutti impegnati nel preparare un piccolo grande segno di gratitudine nei confronti di chi da 2 mesi in questi reparti cura i contagiati e combatte il coronavirus. È l'unico posto dove facciamo lavorare i senatori, è questo. I senatori che viene anche idee, Battute che sottolineano l'atmosfera carica di positività in un momento difficile della nostra storia. Ed è per questo che l'idea del presidente Giampaolo Vallardi è stata subito condivisa con il numero 1 di Savno, Giacomo De Luca. È una forma per dare il nostro appoggio e la nostra gratitudine a quelli che lavorano per noi e per stare attenti a quello che succede con il Covid e col resto. Ma perché proprio delle orchidee? Perché è fuori più bello per le persone che si danno più da fare. Questo penso che sia l'omaggio giusto, insomma. Per un'orchidea è il fiore certamente più bello. La gratitudine deve essere la più forte e quindi si sposa benissimo.
A condividere l'iniziativa anche tutti i sindaci del territorio rappresentati dal primo cittadino di Ponte di Piave. Un grazie a tutte queste persone che dal territorio ai dipartimenti, a proprio all'ospedale, alle funzioni territoriali sono sempre presenti, e alla direzione generale, al dottor Benazia, al dottor Del Re, al direttore sanitario, alla dottoressa Tomasella, davvero un team che ci sta seguendo H24. Grazie davvero a tutti quanti e alla squadra con tutti quanti i sindaci. Un gesto che va a sommarsi ai tanti giunti qui come negli altri ospedali della Marca. Dimostrano la solidarietà di tutta la popolazione, sono arrivate cose più varie, focacce, uova di cioccolata, cioccolate, pizze, di tutto. Questo è un segno che resta un po' di più degli altri e è stato particolarmente apprezzato da tutto il personale. Una consegna semplice e diretta al personale che entrava e usciva dal turno, ma anche a chi, ancora bardato con i dispositivi anticontagio, ha raccolto le orchidee per i colleghi impegnati all'interno ad accudire i pazienti. Cosa volete dire ai cittadini, visto che voi siete in prima linea? Sempre forti e sempre avanti, sempre. Importanti anche queste le parole dell'infermiera, l'abbiamo letto prima anche la testimonianza dell'infermiera di Montebelluna. Adesso 106 anni festeggiati ai tempi del coronavirus, la grinta di nonna Ida Andretto nel Vicentino. Ed eccola qui Ida Andretto che compie 106 anni. Di Campiglia dei Berici, casalinga, madre di 3 figli e nonna di 5 nipoti e 4 pronipoti. Una lunga vita tessuta con determinazione tra le grandi tribolazioni delle guerre, ma anche della pandemia della spagnola. Perfettamente cosciente, ha chiesto all'educatrice: ma questa sera è spagnola? E l'educatrice ha detto: no, questa non è la spagnola, però è una brutta bestia lo stesso. Io ho provato anche a chiederle qualcosa rispetto a questo, lei ovviamente non si ricorda perché all'epoca lei aveva 4 anni, in quel periodo sono rimasti tanto in casa. Circondata dall'affetto degli ospiti ed operatori della casa di riposo San Giuseppe, si gode i meritati auguri dei sindaci e dei familiari. Quest'anno rigorosamente in videochiamata. Ciao Ida. Ciao nonna. E gli auguri proprio più cari, più graditi a nome anche di tutta la parrocchia. Anche se non possiamo essere lì con te a festeggiare questo importante giorno, noi vogliamo dirti buon compleanno! Viva! 106 anni, una grinta da vendere nonna Ida, e i bei saluti anche dei parenti, dei nipoti, dagli anziani ai bimbi, come stanno vivendo questo periodo particolare. L'abbiamo visto prima, il cartello per mandarci i vostri video, allora vediamo alcuni dei vostri video arrivati con bimbi in TV. Ada a Musile di Piave sente la nonna al telefono, l'unico modo per ora di stare insieme. Bimbi in TV continua e continuano ad arrivare i vostri video, protagonisti piccoli e la loro quotidianità ai tempi del coronavirus. Come Alice, che a Chirignago si dedica al giardinaggio. Ciao a tutti! Un'altra Alice, ma stavolta a Casierra, approfitta del giardino e con la mamma scende in campo per una partita a bocce. E poi c'è Antonio a Dosson, un programma giornaliero, niente male. Sono Antonio Bianchi, ho quasi 9 anni e vivo a Dosson. Per combattere il Covid-19 cucino e poi alleno, faccio il telecronista, vorrei schifare dentro Cristiano 1-0, questi sono i gol della Juve, Fabio. E compiti.
Complimenti ai bimbi, continuate a mandarci i vostri video, noi siamo in chiusura, allora ci rivediamo alle 17:30 per continuare l'edizione straordinaria, fino alle 19:30 ci sarà poi il telegiornale di Treviso e poi dalle 20 alle 21 la terza parte dell'edizione straordinaria. A dopo.